Buongiorno a tutte e a tutti. Il bello della diretta comporta sempre qualche rischio, però l'idea di trovarci in presenza è talmente così più bella dei convegni da remoto che questi rischi vanno corsi, affrontati e se possibile minimizzati, ma è un po' il nostro tema di oggi. Allora, è un grande piacere accogliervi tutte e tutti qui. Mi ricavo solo questa piccola introduzione prima di passare la parola ai nostri graditi ospiti per i saluti. I miei personali saluti vanno in questo momento innanzitutto al Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo, al Laboratorio Lavoro in particolare, alle professoresse Brollo e Filì per il supporto e a tutto il gruppo di collaboratori e collaboratrici che stanno dietro a questi eventi, nell'idea che se non sono corali noi non li facciamo. Bene, allora con grande piacere la parola innanzitutto al professor Leopoldo Cohen, che è il coordinatore dei nostri corsi di area giuridica della laurea triennale e della laurea magistrale biennale. Gli cedo volentieri la parola per gli indirizzi di saluto. Grazie. Benvenuti a tutti. Veramente sono parole non rituali perché è un piacere vedervi così numerosi in presenza a tornare a discutere e a dibattere assieme. Io sono coordinatore appunto del corso di laurea triennale in diritto per le imprese e le istituzioni e del corso di laurea magistrale biennale in diritto per l'innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. L'evento di oggi, e mi complimento con gli organizzatori per la scelta del tema e per lo sforzo organizzativo che hanno compiuto, in particolare con Anna Zilli, che è il vero motore di queste iniziative, sempre molto propositiva anche all'interno del Dipartimento, e ringrazio di cuore tutti coloro che interverranno oggi, porteranno il loro contributo di esperienza e di conoscenza. Il tema della giornata è un tema che personalmente mi è caro, anche perché si inserisce perfettamente in quella che è la visione del Dipartimento, in particolare dei due corsi di laurea a cui accennavo prima. Tant'è che come Dipartimento anche collaboriamo nell'organizzazione di corsi di perfezionamento post laurea dedicati a chi opera già all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'anno scorso abbiamo organizzato un corso che si occupava del codice dei contratti pubblici con un taglio particolare. Quest'anno un corso di perfezionamento che si è intitolato La buona amministrazione e la gestione del rischio, che quindi affronta esattamente queste tematiche. Dicevo, un taglio particolare perché, se notate, proprio l'ultima riga del tema di oggi ci porta, secondo me, a un tema cruciale nelle pubbliche amministrazioni, i modelli organizzativi. Allora ci sono due modi per accostarsi alla lettura di disposizioni normative. Una io la definirei la logica dell'adempimento. La legge prevede che vengano fatte certe cose e quindi ci si mette a fare quelle cose che la legge prevede. L'altra è viceversa la logica, viene da dire, con cui si pensa alla legge come uno strumento per operare soprattutto in termini di cambiamento, di miglioramento, di innovazione, appunto. Queste disposizioni normative ci impongono di assumere una logica, una chiave di lettura che deve impattare sul modello organizzativo, cioè ci obbliga a ripensare all'organizzazione soprattutto. Se ci fate caso, quella bulimia che caratterizza il legislatore italiano, per cui è un costante produttore di leggi di riforma della riforma, è figlia di un atteggiamento che dà molta attenzione al dato normativo in quanto tale, ossia, per far funzionare le cose abbiamo bisogno di un certo quadro di legislazione. Se le cose poi tentano a funzionare è perché la legge è sbagliata e la legge va riformata.
Nel momento in cui riformiamo la legge è chiaro che questo impatto sull'organizzazione crea delle difficoltà e delle criticità per cui le cose non funzionano in modo ottimale, quindi bisogna riformare la legge della riforma e via così la legge della riforma della riforma. Si dà sempre, invece non si dà la sufficiente attenzione al dato organizzativo, a come le amministrazioni soprattutto si organizzano al loro interno e come questa organizzazione, grazie anche proprio alla analisi del rischio, devono modificarsi, passare dalla logica del mero adempimento del procedimento alla logica del processo che conduce alla produzione del risultato utile finale. Ecco, forse ho parlato fin troppo, ma questo è proprio un segno dell'attenzione, no? Che va dedicata a queste tematiche. Quindi veramente buon lavoro a tutti, perché questo è corrisponde esattamente al compito che ci siamo dati come istituzione universitaria anche nei confronti poi del territorio. Grazie, buon lavoro. Grazie al coordinatore dei corsi, condivido parola per parola e credo che questa collaborazione con il territorio sia un'occasione doverosa, opportuna, e iniziamo con i nostri principali partner. Abbiamo qui la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Avvocata Raffaella Sartori, che per la prima volta posso ospitare un evento da neopresidente. Sono felicissima ed è solo l'inizio di una intensa collaborazione. Grazie professoressa, grazie Anna. Sono molto contenta di essere qui oggi. Mi dispiace, mi scusavo con la professoressa perché dovrò allontanarmi dopo per un altro impegno istituzionale, ma ci tenevo particolarmente ad essere qui in presenza insieme a voi. Innanzitutto per ringraziare l'Accademia, l'Università per questa opera di costante collaborazione e coordinazione con l'Ordine, opera in cui io ed entrambi crediamo molto, in quanto la rete di collaborazione che si è venuta a creare con l'Università di Udine permette a noi avvocati di avere poi degli eventi di eccellenza, e questo è dimostrato anche dal tavolo odierno, tavolo dove è presente sia l'Accademia che l'Avvocatura per un confronto reciproco che può essere sicuramente fruttifero e ampliare quelle che sono poi le visioni sia di noi avvocati, ma credo anche poi di quello che siano dei professori. Un ringraziamento particolare poi va alla professoressa Zibili, oltre che a tutta l'università, per la tematica che oggi affrontiamo. Tematica che, ne parlavo prima col professor Cohen, io ritengo una tematica molto attuale e molto spesso bistrattata. Quando io ho letto il titolo del convegno, due cose mi sono venute in mente subito. Due termini, vulnerabilità, e l'altro è trasparenza. Vulnerabilità perché non possiamo non considerare che l'esponente, il whistleblower, nel momento in cui si trova a dover denunciare qualcosa, se non ha una rete di protezione alle spalle, sarebbe un soggetto assolutamente vulnerabile, quindi privo di quella che è la protezione necessaria. Ma vulnerabilità anche dell'azienda, perché anche l'azienda, se non si trova poi ad avere un sistema organizzativo improntato alla tutela di quelle che possono essere le fuoriuscite di notizie illecite, sarebbe anch'essa esposta a delle conseguenze ben più gravi. E l'altro è il principio fondamentale della trasparenza che deve riguardare in primis gli enti pubblici ma tutte le aziende per poi un profitto migliore. Quindi questo tavolo oggi è secondo me molto importante perché permette proprio di analizzare questi aspetti specifici di cui ho parlato. Quindi ringrazio ancora gli organizzatori, ringrazio la professoressa, i colleghi, tutti i professori che siedono a questo tavolo e auguro a tutti un buon lavoro. Con grandissimo piacere accolgo la presenza del Consiglio Provinciale dei Consigli del Lavoro, ringrazio il dottor Alessandro Meneguzzi
Corruzzi, che ormai è un partner stabile, per cui rapporti vecchi, rapporti nuovi e rapporti assolutamente consolidati. Grazie Alessandro. Grazie a tutti, buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno e grazie per l'invito. Porto i saluti del mio ordine professionale nell'ambito, come ha detto la professoressa Zibi, di un'ormai consolidatissima collaborazione con Laboratorio Lavoro, e vi ringrazio per aver scelto di affrontare un tema tanto importante quanto delicato. Citando i numeri che sono sempre cari alla mia professione, dal Whistleblowing Report 2021 emerge che in ambito europeo nel 33% delle aziende monitorate si sono verificati illeciti o irregolarità. Le aziende hanno ricevuto mediamente 34 segnalazioni all'anno e quasi la metà di tutte le denunce pervenute riguarda violazioni della compliance. Si tratta perciò di una disciplina che oramai è fondamentale approfondire anche nel nostro ambito territoriale, diffondendo una cultura aziendale di trasparenza, quindi un termine che insomma ormai è nelle nostre corde, e agevolando un clima di fiducia per consentire di migliorare non solo il benessere dei dipendenti ma anche di riflesso la produttività. Grazie. Mi prendo qualche istante per spiegare perché ci incontriamo qui oggi per parlare di whistleblowing, prevenzione della corruzione nel lavoro pubblico-privato e modelli di organizzazione. La dovrei prendere molto alla larga, nel senso che è un tema molto grande di cui parliamo da molti anni, ma cerco di andare per punti, per chiarirlo per tutte e tutti, e soprattutto per le mie povere studentesse e i miei poveri studenti che sentono parlare di questi temi dalla mattina alla sera. Allora, direi che il tema da cui partiamo è un progetto di ricerca. Il nostro evento di oggi si colloca in una ricerca, perché poi, in primo luogo, noi siamo un'istituzione di ricerca. Questa istituzione di ricerca ha prodotto un progetto di rilevante interesse nazionale, un PRIN in gergo, che si chiama Inspire e che si occupa di immaginare, leggere e costruire delle traiettorie per l'inclusione partecipata dei lavoratori per il benessere nei luoghi di lavoro, il benessere organizzativo. Che cosa c'entra questo con la corruzione? C'entra tutto. La nostra PI, che è la capa progetto Marina Brollo, che è qui di fronte, è stata accogliente e inclusiva nel supportare un'idea di progetto che abbiamo condiviso in anni, iniziati col mastermind di inclusione delle diversità e che abbiamo coltivato col professor Bilotta, oggi consigliere dell'ordine, in diverse attività di studio, ricerca e didattica. Allora, il nostro primo punto è che abbiamo un progetto di ricerca sull'inclusione dei lavoratori per il benessere organizzativo. Che cosa c'entra con la prevenzione e la corruzione nel rapporto di lavoro? C'entra tutto, dicevo. Perché? Perché la corruzione di cui noi ci occupiamo è quella lavoristica, non è solo il fenomeno penale. Senza portar via tempo al professor Boscati, che ci farà il suo intervento introduttivo, il nostro tema riguarda tutte quelle disfunzioni delle organizzazioni a cui dobbiamo mettere mano. Come ci mettiamo mano? Ci mettiamo mano, e l'ha detto il professor Cohen, pensando a delle traiettorie organizzative. La nostra idea non è arrivare a cose fatte con la condanna, che poi se arriva non si sa e dopo quanto tempo arriva non si sa. La nostra idea è avere davanti dei modelli organizzativi che facciano star bene le persone al lavoro e che quindi creano produttività e che quindi creano organizzazioni che funzionano. Il secondo passaggio, ed è il tema per cui io mi sono approcciata alle questioni della corruzione. La corruzione colpisce i deboli. Quando la nostra Presidente dice c'è una questione di vulnerabilità, la corruzione non riguarda chi è forte paga. È brutto da dire, chi è forte ottiene, ma
Il debole ha bisogno di istituzioni sane e di aziende sane. Questa salute si può ottenere non guardando le cose quando ormai sono accadute, i famosi buoi scappati dalla stalla. Noi vogliamo stalle molto solide, e la Feulanitas incombe, vogliamo strutture molto solide, anche antisismiche, tutto a posto, e le vogliamo come ci servono. Perché qui arriva il terzo passaggio. Quella vulnerabilità noi l'abbiamo coltivata in questi anni grazie a una fruttuosa collaborazione con Pacini Giuridica, la casa editrice Pacini. Adesso in questo momento non vedo, adesso lo trovate, il nostro dottor Vito Mucaria, dico nostro perché anche lui è laboratorio lavoro. Il dottor Mucaria e le istituzioni, il laboratorio e il dipartimento ci hanno supportati sin dal precedente piano strategico, quindi da anni, nella costruzione di un portale Equal, il diritto antidiscriminatorio, che questa settimana, l'8 marzo, ha compiuto 3 anni. Direi che è pronto a passare dai piccoli dell'asilo ai medi, che è un bel salto. E che cosa vuol dire? Vuol dire che Equal è pronto, si è strutturato ed è pronto a supportare altre iniziative più stabili, più complete, che diano sia la parte divulgativa di ricerca e di didattica che di supporto ai progetti di ricerca che stiamo portando avanti. Quindi buon compleanno a Equal e buon compleanno a tutte e a tutti noi della redazione e permettetemi buon primo compleanno anche a un altro prodotto di questo dipartimento che è CLIP, le conversazioni di lavoro e impiego pubblico, che condivido con grande piacere, con grande onore col professor Boscati, sia nella struttura di un corso di aggiornamento che nella struttura, anche questa ormai stabilizzata, di una collana di conversazioni lavoro e impiego pubblico che ogni anno affronta un tema diverso della pubblica amministrazione. Anche su questo, devo dire, cerchiamo di lavorare in un modo coerente. Ho detto che abbiamo un progetto di ricerca, abbiamo un'iniziativa di didattica e di terza missione, abbiamo un'attività di formazione continua che è questo corso di aggiornamento. Allora, e qui davvero vado a cedere la parola al professor Boscati per l'introduzione, mi taccio dicendo questo dipartimento offre molto, speriamo, e di qualità agli studenti e alle studentesse, alla formazione continua, nell'idea che coltiviamo i temi della giustizia sociale. Noi cerchiamo di fare in modo che il diritto del lavoro non sia solo, perché anche questo, mettere insieme dei mattoncini normativi, ne parlavamo a lezione, ma che sia il modo per costruire case sane e solide, aziende sane e solide, istituzioni sane e solide per tutte e per tutti. Allora, con grande piacere, sono onorata di cedere la parola al professor Boscati per l'introduzione ai nostri lavori di oggi. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto un grazie alla collega Zilli per l'invito, unitamente alle colleghe Brollo e Filippo che hanno organizzato questa giornata. Era un compleanno, questa è anche la torta, immagino, alla fine, spero. Dopo, se sono bravo avrò anche la torta. E soprattutto perché il tema, senza ombra di dubbio, è un tema centrale. Alcuni punti che intendo in qualche misura sviluppare sono già stati indicati dai 4 interventi, formalmente presentazione, introduzione degli interventi che mi hanno preceduto. Soprattutto c'è un punto, cioè il punto della corruzione come
un profilo da analizzare non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche organizzativo. Questo è l'aspetto, credo, fondamentale, che è un aspetto che dal punto di vista lavoristico noi abbiamo oggi in tanti ambiti. L'esempio più evidente è il tema del lavoro a distanza, uno tra gli altri, ma non il solo. E quindi diciamo c'è questo profilo di multidisciplinarità non soltanto tra diritti, perché oggi parliamo del lavoro, ma io dirò anche qualcosa sui principi costituzionali, qualcosa di penale si potrebbe dire, ma anche tra diritto e altre scienze. E qui, ma semplicemente un accenno, la grande sfida sul piano accademico è coniugare la interdisciplinarietà con la specializzazione. Questo è, credo, che il punto fondamentale, la grande sfida in una logica di formazione universitaria e di formazione post-universitaria. E il tema della corruzione, dell'anticorruzione, sicuramente si inserisce a pieno titolo in questa prospettiva. Tema dell'anticorruzione, che proprio qualche settimana scorsa era al centro del G20 dell'anticorruzione a Nuova Delhi, dove la Presidente SNA Severino e attuale ex Ministro della Giustizia era la capo della delegazione italiana, ma anche la Presidente dell'evento, dove sono emersi alcuni punti più scontati, cioè l'effetto globale, il fatto che la fase pandemica abbia accentuato questi profili, ma poi per la prima volta è emerso in maniera chiara il tema o rapporto anticorruzione e questione di genere. La prima volta che la Severino ha esplicitato in maniera chiara questo tema, la professora Severino ha esplicitato espressamente in maniera chiara questo tema. Fatte queste premesse, che cosa vorrei partecipare, cosa vorrei dirvi o comunque ragionare insieme a voi? Vorrei dire alcune cose parlando dal titolo come si fa sempre dell'incontro. Il titolo è estremamente chiaro, sibillino e perimetra, perché è la prevenzione della corruzione. Prevenzione, quindi attenzione, logica non di repressione ma logica di prevenzione. Quindi il passaggio fondamentale che abbiamo già con la legge Severino, sempre lei, del 2012, con la quale il tema viene posto al centro. Prevenzione della corruzione nel lavoro pubblico e privato, poi due temi specifici, whistleblower e modelli di organizzazione. Dopodiché, siccome la ZIL è potentissima, ieri sera i Consiglio dei Ministri hanno approvato in via definitiva lo schema di decreto delegato. Cioè lei, come dire, non è che lei ha chiesto, come dire, che mi sia approvato, sapevano di questo convegno e loro sono preoccupati di non fare uno sgarbo alla ZIL, no? Questo è un aspetto importante da non sottovalutare nel sistema. E quindi credo che più di attualità di questa giornata, insomma, poco ci possa essere. Detto questo, come svilupperò il mio intervento, ragionamento, introduzione, chiamatelo come mi pare? Cercherò di definire il quadro più generale del tema corruzione anche alla luce dei principi costituzionali e poi cercherò di addentrare nel tema corruzione nel lavoro non trattando i temi dei due relatori, perché sarebbe quantomeno improprio, e poi sono molto bravi di me, quindi è inutile che io dica cose male che loro diranno sicuramente meglio di quello che potrei dire io. Prima è anche emerso, ma il tema corruzione non è un tema nuovo. No, non è un tema nuovo, così io, avendo poco da fare, mi sono dilettato e per esempio già in Cicerone, in Verren, quindi 2000 anni fa, c'era questo verbo faccendiere che, come dire, dietro qualche viene chiamato vasi bellissimi e preziosissimi, magicamente ha cambiato il calendario, in modo tale che venisse nominato sacerdote uno anziché un altro che ne avrebbe avuto maggior titolo. Adesso non stiamo qua a raccontare la vicenda perché vuol dire, è molto, molto spassosa, ma siccome c'è una data entro la quale deve essere designato questo sacerdote, c'era uno con maggior titolo di altri fecero in modo che il calendario venisse modificato in modo tale che il giorno in cui questo eroe arrivò per essere nominato si disse guarda sei irritato perché siamo già a marzo e in realtà la nomina doveva avvenire entro gennaio. Ma questo è il primo esempio, su cui vari passaggi non sto a leggere perché non abbiamo il tempo.
Dopodiché mi collego a quello che anche già è emerso, il tema della bulimia del legislatore. E qua gli analisi di Tacito, che la Zarzilli in maniera molto garbata ha scritto il mio coetaneo, cioè ho la prova documentale, ha scritto, ci ha affermato, tutti la conosciamo, corruptista repubblica plurime leges, cioè dove ci sono troppe leggi lo Stato è destinato ad essere eccessivamente corrotto. E qui il tema di fondo è: ma uno Stato troppo corrotto reagisce con troppe leggi? E quindi questo è un altro tema non banale, cioè qual è la causa, qual è l'effetto, sono entrambe cause d'effetto. Adesso qui, scendendo a modo di livello, mi sembra un po' la ruota del criceto, no? Che giri e non sai mai dove sia l'inizio e dove sia la fine. Cioè questo tema dell'ipertrofia normativa è un problema che nel settore pubblico, ma anche nel privato, si lega a tutti quelli che sono i profili e i comportamenti prevalentemente difensivi. Facciamo un salto di quasi 2000 anni e arriviamo a Filippo Turati. Filippo Turati nel 1908 che cosa scrive? Scrive ed esprime quello che è il principio della trasparenza per quanto riguarda l'azione della pubblica amministrazione. Turati nel 1908, parlando alla Camera dei Deputati, dice: dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro. Quindi il tema del poter conoscere tutti quelli che sono le ragioni, i movimenti, le motivazioni, tutto quello che ne segue. E sotto questo profilo la trasparenza della pubblica amministrazione viene vista, analizzata e individuata come presupposto per la democrazia, al fine di fare che cosa? Al fine di colmare la distanza tra governanti e governati. Quel concetto che, secondo Massimo Severo Giannini, significa colmare la fossa, cioè colmare il gap, siamo moderni nel 2023, tra governanti e governati. La Costituzione cosa ci dice? Se noi parliamo della Costituzione, la parola corruzione non la troviamo. Troviamo la parola trasparenza, ma nel titolo quinto, quindi soltanto nel 2001 ci arriveremo. Il fatto che in Costituzione non si parli di corruzione e non si parli di trasparenza, tranne l'accenno che farò sul 17 come livello minimo essenziale, non significa che manchi una dimensione costituzionale della trasparenza, perché la dimensione costituzionale, la trasparenza e della corruzione c'è. Sotto questo profilo quali sono gli elementi di riferimento? Beh, sicuramente, come ha detto prima anche la collega Zilli, il tema di uguaglianza, cioè il tema dell'articolo 3 Costituzione. Sotto questo profilo si dice che la corruzione determina una grave rottura della legalità e quindi del principio di uguaglianza, perché falsa le pari opportunità. Ecco, prima la professora Zilli diceva la corruzione riguarda i deboli e diceva, se ho capito bene, perché il povero non ha i soldi per corrompere. Vero, però il povero può forse essere più facilmente corrotto, e questo è un tema che sul piano lavoristico ha una forte attualità in relazione al tema salario, su cui non entro perché non è il tema di oggi, però voglio dire, la corruzione insomma deve essere vista, diciamo, forse in maniera ancora più ampia, una parità che riguarda entrambi i versanti. Filippo Padroni Griffi dice che cosa? Dice quello che sostanzialmente è emerso, cioè dice che nella società corrotta la persona non è cittadino ma suddito, forse è forte come espressione, ma rende l'idea di che cosa? Del fatto che non ci sia sicuramente una parità, perché c'è un rapporto diseguale. E sotto questo profilo, se c'è il 3 Costituzione, comunque la norma della Costituzione di più immediato riflesso e riferimento è il 97 Costituzione. 97
e in particolare imparzialità e buon andamento. Voi starete pensando, ma soltanto di pubblico lui parla? No, partiamo dai principi costituzionali, apparentemente riferimento al pubblico, ma a riguardo anche sul privato, e vedremo tra un po' in che cosa si declina questo, perché ovviamente cosa vuol dire? Che il privato deve interagire col pubblico, l'azienda privata deve interagire col pubblico, quindi non c'è soltanto un problema di ipertrofia normativa, c'è anche un problema di fare in modo che i processi non vengano fermati o rallentati non soltanto per una cattiva organizzazione ma anche per altro, dicendo una cosa molto, molto banale, che dove c'è una buona organizzazione sul piano del rapporto di lavoro e del diritto del lavoro molti conflitti non sorgono neppure, ed è tutto un tema di poteri, di obblighi, di diritti, ma insomma anche qui il discorso è lungo. Rimanendo sul tema di imparzialità, c'è un'imparzialità personale, io, singolo funzionario, io singolo dirigente, c'è una imparzialità istituzionale della pubblica amministrazione, come istituzione. Una pubblica amministrazione che deve mirare a che cosa? All'interesse pubblico, come in maniera imparziale. E quindi questo cosa ci riporta? Ci riporta a collegare il 97 col 3, che è la Costituzione, cioè di nuovo il principio di uguaglianza formale. Non è un caso che la legge Severino dice espressamente che questa legge ha la finalità di attuare, mettere a regime quello che è il principio di imparzialità del 97. Ma nel 97 non c'è soltanto imparzialità, c'è imparzialità e buon andamento. Dopodiché qua non siamo sul rapporto di imparzialità e buon andamento, è in via di non è in via di autonomia. Oggi l'interpretazione è di ritenerla fondamentalmente in via, ma però insomma questo è. Sicuramente la corruzione che cosa fa? Incide anche su quella che è l'efficienza dell'amministrazione. L'efficienza dell'amministrazione perché porta a fare scelte che non rispettino quello che è un corretto ordine delle cose. Non uso volontariamente la parola merito, perché ha troppe sfaccettature. E quindi un tema di imparzialità e un tema di buon andamento. Certo, ma ancora altri temi, altre norme. L'articolo 28,1 della Costituzione, la diretta responsabilità dei funzionari dello Stato, il 54,2, il dover adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina d'onore, e qua tutto il problema del rapporto contrattualizzato, ma vuol dire disciplina d'onore quando esercita una pubblica funzione. Il tema del comma 1 del 98, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Quindi sotto questo profilo che cosa succede? Succede che il primo elemento che emerge è i dipendenti pubblici, funzionari pubblici non sono responsabili soltanto nei confronti dei partner commerciali, ma nei confronti dell'intero Stato, nei confronti di tutti i cittadini, nei confronti della collettività. Bene, ma quello che è l'elemento tendenziale è che questo effetto è un effetto che che il legislatore cerca di esportare oltre il pubblico per fare in modo che diventi un elemento di sistema. Perché c'è un tema di etica pubblica? Sì, c'è un tema di etica pubblica, certamente, ma c'è anche un tema molto più pragmatico. Se noi togliamo la corruzione nel privato, semplifico, perdonatemi, questo aumenta quella anche che è l'azione del privato. La dico una parola molto, aumenta il prodotto interno lordo. Perché? Perché evita quelli che sono certi costi e tanti costi, come il prodotto interno lordo aumenterebbe in presenza di una politica e di controllo più attiva sul tema sicurezza sul lavoro. Sono tutti aspetti giuridici, organizzativi, ma che cadono sempre sul soldo, e sul soldo c'è una certa, come dire, sensibilità. E arriviamo alla prima previsione, l'unica previsione che ci parla di trasparenza, che è l'articolo 117,2 lettera N della Carta Costituzionale, che parla della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni concernente i diritti
civili e sociali da garantire sull'intero territorio nazionale, con l'attuazione del decreto 33/2013. E sotto questo profilo, anche qui mi riallaccio a quello detto prima, cioè la trasparenza da vedere non in una logica adempitiva, ma come opportunità. Il termine era diverso, cioè come finalizzato per il miglioramento, quindi la trasparenza come elemento di opportunità per far emergere quelli che sono gli elementi di tensione. Dopodiché anche nel privato l'ultimo decreto trasparenza, su cui la collega Zilli ha scritto una bellissima monografia, insomma in certe parti forse e probabilmente verrà rivista, perché alcuni profili, ma non la sua monografia, voglio dire, cioè, come sapeva benissimo, no, per anni già partiva la sanzione senza contraddittorio, quindi era illegittima, però intanto il punito veniva. Ma a parte questo, perché per esempio una cosa che è sottolineata, ma che qualcuno si è accorto molto poco, e nel privato, in quel decreto trasparenza, che si dice che io datore di lavoro devo indicare quale è il protocollo applico, come la mettiamo con 39, qualche problemino c'è, ma insomma vediamo, secondo me quella previsione non è stata sul punto, siamo buoni, adeguatamente ponderata dalla Zilli, ponderato benissimo la monografia, perché non voglio in altro modo attivare un contenzioso rivolto a qualcuno di voi per essere difeso, anche perché poi la Zilli sa che essendo io pagato a peso per l'esercimento sarebbe molto alto, quindi probabilmente troveremo una transazione in tempi rapidi. Ma la corruzione, e chiudo anche questa ricognizione, è un tema che abbiamo anche a livello sovranazionale, non perché tu ricordo San Severino, ma anche perché abbiamo la Convenzione ONU del 2003, perdonatemi, in cui si pone al centro il tema. Abbiamo anche una giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, non do dei numeri perché sarebbe inutile, arriva a quello che è il punto. Cioè la Corte Costituzionale qual è il principio che afferma? È quello della trasparenza come antidoto alla corruzione. Cioè la Corte Costituzionale afferma questo principio prevalentemente, o diciamo in ampia parte, nella giurisprudenza relativa ai concorsi, al reclutamento, e relativa alla pubblicazione dei dati reddituali dei dipendenti, dei dirigenti pubblici, quindi in un ambito particolare, però esprime il principio in maniera chiara: la trasparenza come antidoto alla corruzione. E ovviamente questo aspetto, trasparenza come antidoto alla corruzione, è la stessa logica che permea anche il settore privato, come ormai lo spot è iniziato, come il filo rosso del libro della Zilli. Questo dice in maniera chiara, cioè, più è competenze di fascini, quindi non ci guadagniamo niente. No, ci guadagniamo niente, però è giusto, come dire, ci guadagniamo qualche abbonamento gratuito da fascini, adesso vediamo per Mucari, siamo anche registrati ovviamente perché questo è un tipico esempio corruttivo. Il tipico esempio corruttivo, forse concussione come corruzione da un esempio pubblico ufficiale, non dire non è niente, diciamo sono interferenze illecite, non sono penaliste, non entriamo, mi fermo, ok, bene. Però questo profilo della trasparenza come diciamo antidoto, secondo me è l'elemento fondamentale. Sempre Filippo Padrone Griffi dice che la corruzione favorisce l'esatto contrario della trasparenza dei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, e quindi in genere i cittadini sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di legittimazione democratica, il che vuol dire, sul piano del rapporto del lavoro, costi aggiuntivi per quanto riguarda l'intero sistema. Quindi così ho cercato di spiegarvi come dal punto di vista dei principi costituzionali, pur non avendo in nessuna norma, pur non contenendo nessuna norma la parola corruzione, la trasparenza si arriva al tema corruzione perché la trasparenza
diventa sostanzialmente come un corollario del buon andamento dell'imparzialità, la trasparenza come antidoto alla corruzione. E sulla base di questo abbiamo, sul piano delle leggi ordinarie, due disposizioni fondamentali nel pubblico, che sono la legge Severino e il decreto legislativo 33 del 2013. Poi abbiamo previsioni trasversali, abbiamo il whistleblower, di cui parlerà Stefano Corso, e abbiamo, meno trasversale qua, la 231, che riguarda invece il modello organizzativo privato. 231 ma anche 81 del 2008, perché il famoso MOG non è che assolutamente sia al di fuori di questa prospettiva. E quindi, come dire, il quadro normativo si è in qualche modo implementato ed evoluto. Detto questo, se noi ci caliamo nell'ambito del lavoro, quali sono i due approcci? Detto benissimo prima, l'approccio preventivo e l'approccio repressivo. L'approccio repressivo è l'approccio classico, antico, che è un approccio che noi lavoristi purtroppo siamo molto spesso, che incontriamo molto spesso, soprattutto in un tema evocato poc'anzi, che è il tema sicurezza sul lavoro. Montuschi 30 anni fa, 40 anni fa scriveva sul 2007 codice civile logica preventiva, ma poi prendeva atto del fatto che la logica fosse una logica risarcitoria. Allora, qui in questo caso non è tanto solo risarcimento, ma è perseguimento sul piano penale dell'illecito. Detto questo, nel pubblico come si vuole far emergere il fenomeno corruttivo? Con soggetti e strumenti. Soggetti, fondamentalmente due soggetti, l'ANAC, e quindi l'originale l'ANAC, e il responsabile della prevenzione della corruzione. Anche questo perché le persone fanno le istituzioni. Noi oggi l'ANAC lo conosciamo, ma è la mia impressione, poi voglio essere smentito, ma con Cantone presidente l'ANAC sicuramente aveva più visibilità, in questo modo, sotto ogni punto di vista. Non voglio dire che sia cosa del dimenticatoio, non voglio neanche esaltare Cantone, voglio semplicemente porre l'attenzione a un tema, cioè che le persone fanno organizzazione, che è un tema, vuol dire, preso per quando era l'ANAC, ma è un tema generale. E poi abbiamo all'interno il responsabile della prevenzione della corruzione, dove, anche qui perdonatemi la cosa di stile, il tema è quando dobbiamo scegliere chi è. C'è, come nei militari, cioè fate un passo avanti, si fanno un passo indietro, così il pirra rimane davanti, vuol dire, e viene da pirra ci sono, perché è un militare anacronistico, quindi sono vecchio, la Zilli, ci saranno coetanei, anzi un po' più vecchi di lui, ma detto questo, per dire che c'è questo tema, comunque la logica è intuitiva, la logica è che in qualche misura c'è, dopodiché il piano forse è migliorato, tra un secondo dirò qualche cosa, ma insomma questo tema, questo problema rimane. E quindi soggetti anche responsabile, strumenti, PNA, Piano Nazionale Anticorruzione, Piano Integrato di Attività Organizzazione, PIAO, o Piano Triennale della Prevenzione per gli enti con meno di 50 dipendenti. E sotto questo profilo l'Azienda l'altro giorno diceva: ma questo 50 dipendenti è ricorrente, perché 50 dipendenti qui, 50 dipendenti di whistleblower, 50 perché? Io non lo so perché, francamente, sarà un motivo, immagino, però dire, questo è un tema di riflessione. Poi, detto questo, soggetti e strumenti, quali sono gli ambiti di intervento per quanto riguarda l'anticorruzione nel lavoro pubblico? Fondamentalmente abbiamo i temi classici: la formazione, le misure di trasparenza e di controllo,
astensione, conflitto di interesse e astensione, inconferibilità e incompatibilità, il famoso pantouflage, cioè quindi quello che non puoi svolgere attività connesse con la pubblica amministrazione se nei 3 anni precedenti hai lavorato a suo favore, il tema rotazione degli incarichi, e questo è l'altro tema, rotazione degli incarichi, ordinario, speciale, se non entriamo nel tema, ma rotazione degli incarichi una cosa è sviluppare nel Ministero del Lavoro, una cosa è, parlo di casa mia, è realizzarla all'Università degli Studi di Milano. E qua c'è sempre il tema generalità, specializzazione, perché ci sono 5.000 dipendenti, certo, ci sono 12 dirigenti, certo, ci sono una trentina di IP, ho capito, però c'è un tema di specializzazione, non è che io possa votare così. E quindi questo tema, qui si pone anche il diritto del dato organizzativo. C'è l'Elsedover, di cui parlerà Stefano Corso, c'è il tema dei codici etici di comportamento, ma anche dei codici disciplinari. Ma questi sono i temi classici, qualsiasi manuale tu vuoi trovare queste indicazioni. Ma ci sono tutti gli altri temi che sul piano del diritto gestionale sono rilievo. Il tema del reclutamento e della gestione dei concorsi, legato al tema stabilizzazione. C'è il tema della valutazione della performance, c'è il tema della sicurezza informatica, tutti parliamo di lavoro agile o da remoto, tutti siamo pronti a evidenziare il tema organizzativo, il tema della cartolarizzazione, tutto vero. Sullo sfondo rimane, ma è uno dei problemi più rilevanti, la questione della sicurezza informatica e della non trasmissione dei dati. Questo favorisce in maniera molto significativa, può favorire in maniera molto significativa fenomeni corruttivi. C'è il tema dell'ora di lavoro, c'è il tema ultimo, non ultimo, richiamato nel G20, della tutela contro le discriminazioni. Quindi l'approccio trasversale è più che evidente. E poi c'è, questo è nel pubblico, nel privato noi abbiamo apparentemente molte meno norme, perché quando noi spieghiamo agli studenti in primis, partiamo tra di noi, partiamo da che cosa? Partiamo sempre storicamente dall'articolo 2105, cioè dall'obbligo di fedeltà. L'obbligo di fedeltà è esattamente sviluppato nell'obbligo di non facere, di non divulgare notizie, farne uso, insomma, poco rilievo ai nostri fini. E questo obbligo di non facere, cioè non divulgare notizie che attengono all'organizzazione dell'impresa, si unisce a che cosa? Si unisce a quelli che sono dei diritti riconosciuti in altre norme ordinarie, innanzitutto nell'articolo 1 dello statuto. L'articolo 1 dello statuto che attribuisce al lavoratore il diritto di manifestare il pensiero del luogo dove lavora. Articolo 1 di apertura, che segue il 14, il titolo secondo, che si lega a che cosa? Si lega a una fattispecie di subordinazione. Ma da leggere alla luce di che cosa? Anche di principi costituzionali, il 21 certo, Costituzione, ma anche l'articolo 2. L'articolo 2 è la prima parte in cui parla dei diritti inviolabili dell'uomo. L'articolo 15, sempre Costituzione, libertà di segretezza nella corrispondenza, cioè il perimetro su cui lavorare è formato da queste previsioni. E qui la faccio breve. Il sistema è un sistema che è andato rapidamente evolvendosi, cioè da un 2105 interpretato in senso restrittivo, nel senso che l'obbligo di denuncia da parte del lavoratore era visto in maniera molto rigorosa, perché si poneva un problema di limite esterno e non interno, quello di salvaguardare quello che è l'interesse economico dell'impresa, cioè tu se critichi divulghi, se tu denunci divulghi, e quindi attenzione perché il tuo comportamento è un comportamento
che può presentare problemi di liceità. È qualcosa che in senso contrario si sta realizzando adesso con l'autotutela in materia di modalità di mansioni. Cioè, vedremo tra un secondo come l'obbligo di denuncia prima era molto mal visto, uso un eufemismo, adesso c'è l'apertura. Viceversa, il modello di mansione, una volta abbiamo qua, c'è la Brolo che in rabbia di monografia sul tema, una volta l'autotutela era utilizzata in maniera abbastanza, uso un termine molto tecnico, sportiva, nel senso che non mi andava bene e quindi io invocavo il 1460. Oggi la giurisprudenza ti dice attenzione, il 1460 lo applichi soltanto nel momento in cui vengono lesi dei beni fondamentali. Ma se il datore di lavoro continua a fare quello che deve fare, cioè pagare, attenzione perché la tutela non è liberamente esercitabile, ho semplificato, perdonate, però insomma per dirvi che c'è un cambiamento di, come dire, di prospettiva. E dicevo, nel settore privato, per quanto riguarda invece il diritto di critica, noi siamo arrivati ad un riconoscimento di quello che è un diritto di denuncia per tutelare quelli che sono i beni fondamentali, più che dell'impresa, della società. Perché questo? Perché è emerso che cosa? È emersa la lettura del 2105 insieme al secondo comma della 41 Costituzione. Cioè insieme a che cosa? Insieme alla previsione per cui l'iniziativa economica privata è sì libera e deve rimanere libera, ok? Ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o delle carriere della salute, l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi c'è il tema di utilità sociale che è la lettura che noi oggi diamo, anche nel 2104,1, dove si fa riferimento all'interesse superiore alla produzione nazionale. Cioè il tema è un tema di utilità sociale. E quindi qual è il tema? Tu denunci perché se denunci, questo fa bene all'intera società. E quindi una lotta contro quello che era visto in precedenza come un dovere di omertà. Dopodiché che cosa succede? Succede che però questo non era sufficiente e quindi anche sull'onda di quelle che sono le indicazioni sovranazionali, quindi euro-unitarie, che cosa abbiamo? Abbiamo degli interventi normativi che si affiancano all'impianto codicistico, costituzionale e statutario e impongono qualche cosa di più. Impongono quasi più e sono i due temi che vi parleranno dopo. C'è il tema del whistleblower e il tema dei modelli organizzativi. Sono i due temi che sono due temi centrali. Con il whistleblower, poi storia smentita da Stefano, professore del corso, ma che però nel momento in cui la segnalazione è a tutela dell'integrità dell'ente in relazione a quelli che sono i reati presupposto, ecco, forse qua sotto questo profilo una maggiore apertura non credo sia stata, non lo so, ma sarebbe stata auspicabile. Ed in questa prospettiva noi cosa abbiamo? Abbiamo quella evocata coppia dei modelli organizzativi. Abbiamo questi modelli che devono far emergere quelli che sono gli elementi di corruzione. E poi c'è un tema di mercato, però. Perché, e qua voglio dire, non voglio fare, no. Io da un lato ho interesse a far emergere quelli che sono fenomeni corruttivi, sempre che ovviamente scolasticamente, insomma, non sia io che metto benzina su questo perché altrimenti non ne fai niente. Però c'è un altro tema, il tema commerciale, perché c'è il rapporto tra far emergere questi elementi ma mantenerli riservati, perché se questi comportamenti emergono, ma emergono sul mercato viene indebolito, e quindi questo vuol dire è il problema che sul piano concreto si pone. Questo vuol dire il danno dalla reputazione dell'impresa è
strumentali. Cioè, il mettere insieme questi due elementi mi pare sia l'aspetto fondamentale, anche perché sia per il whistleblower sia per questo molte volte c'è anche un uso strumentale, o ci può essere uno strumentale, per fare in modo che un certo dipendente in posizione apicale, quindi dirigente fondamentalmente, voglia fare le scarpe, anche questo è un termine molto tecnico, ad un altro dirigente, quando non voglia fare le scarpe alla proprietà, perché magari ha un progetto di acquisizione, è in contatto con qualcun altro all'esterno che vuole scalare per l'azienda. Ma voglio dire, non pensiamo male, facciamo peccato, però come diceva qualcuno, probabilmente si possono anche prendere. Quindi va bene le norme, ma poi c'è un tema di, come dire, e quindi qual è l'elemento di fondo? È il tema prevenzione sì, repressione no, ma la prevenzione che in qualche misura deve essere prevenzione anche premiale. Non voglio dire sulla base del modello americano, perché insomma, però è un tema secondo me che meriterebbe forse un tema di approfondimento. Quindi, concludo, cosa è emerso? Non cerchiamo di fare emergere. Che abbiamo due mondi, il pubblico e il privato, che però sono uniti da un obiettivo comune, con degli elementi di specificità che rimangono. Nella pubblica amministrazione è chiaro il passaggio dalla repressione penale alla prevenzione amministrativa e lavoristica, come procedimentalizzando. Anche qui, perdonatemi, non lo volevo dire ma lo dico, non è materia mia, ma chi osa mettere in discussione la 241 del 90 secondo me meriterebbe di essere punito. No, ma perché è vero, il 241 procedimentalizzo come vi pare, però la 241 per la prima volta individua la figura del responsabile del procedimento. Per la prima volta io so a chi rivolgermi, a chi potenzialmente tirare le orecchie se le cose non funzionano. Cioè è la legge con la quale la pubblica amministrazione esce dall'empireo e arriva sulla terra, ok? Poi allora potrebbe essere il rapporto, ma questo è un passaggio fondamentale. Cioè il 1990 sarà l'anno prima del Tangentopoli, come vi pare, però abbiamo questa legge, abbiamo il 146, abbiamo la legge sull'autonomia locali, la 142, quindi tutte leggi che vanno nella direzione di spersonalizzare la pubblica amministrazione, e questa spersonalizzazione sicuramente ha una valenza in una prospettiva anche anticorruttiva. Qual è il rischio che abbiamo? Ed è un rischio abbastanza tangibile, quello che è annotato, ho finito, come la burocrazia della trasparenza, un po' come diceva prima, cioè che io adempio, ma in realtà non ho una logica costruttiva, non ho il pensiero del suo professore Cohen operare con miglioramento. In realtà è che si lega anche a altro tema della burocrazia difensiva, altro bellissimo tema non tanto distante da questo. Settore privato. Settore privato abbiamo che cosa? Abbiamo il passaggio dalle sanzioni alla previsione del MOG e di altri strumenti, o mangio il professore Garofalo, collegati a che cosa? Collegati alla sicurezza del lavoro e collegati a quelli che sono i temi di compliance ambientale. Qual è il rischio? Il rischio è lo stesso che abbiamo nel pubblico. Nel pubblico abbiamo detto la burocrazia della trasparenza come limite, come adempitivo, poi abbiamo il rischio di incorrere a falsa rappresentazione per cui basta buttare il modello 2231 e siamo a posto.
no, voglio dire, evidentemente questo non è così, anche perché poi non voglio, cioè, se adotto un modello 231 non adeguato, forse è meglio che non adotti, adesso non voglio perché voglio dire, c'è un pelo di responsabilità. Io così, in maniera un po', forse in parte anche un po' assertiva, ma purtroppo più di tanto tempo non avevo, spero di avervi dato un quadro di quello che sono i problemi di cui le relazioni che vi seguiranno, le conclusioni del professore Garofalo, sono sicuramente più illuminanti delle poche sciocchezze che vi ho detto io in questa mezz'ora. Grazie. Ringrazio moltissimo il professore Boscati per questo intervento che ha dato davvero la cornice in cui ci muoviamo oggi. Spero che il governo ovviamente abbia approvato un testo come quello che conosciamo, perché non lavoriamo col favore delle tenebre, come si diceva, però la comunicazione è arrivata ieri sera tardi e ci siamo scambiati una mail. Crediamo che il testo di cui andiamo a discutere ora con il collega Corso, con l'avvocata Campelli, sia il testo che conosciamo. Poi questo ci dà già la stura per il convegno dell'anno prossimo in cui parleremo di come l'abbiamo applicato. Due parole per dire che davvero credo che questo quadro in cui abbiamo messo gli strumenti della corruzione insieme a quelli della trasparenza, della prevenzione insieme a quelli dell'organizzazione, sia il contesto in cui ci dobbiamo muovere, con i problemi che sono emersi, il primo dei quali è che la trasparenza oggi nella pubblica amministrazione è una vicenda assolutamente problematica. Vedo qui colleghe di pubblica amministrazione, ma penso anche allo scambio con la neo responsabile della prevenzione e corruzione di UNIUD, dottoressa Mara Pugnale, che è la nostra capa dirigente dell'amministrazione finanziaria. Non è quella che è rimasta avanti quando tutti gli altri sono andati indietro, è quella che è sempre avanti quando tutti vanno indietro. Non è l'unico caso in cui... Vedete come mi tratto? Prova a commentare se tanto. Allora, questa pubblica amministrazione è trasparente per modo di dire, noi ci diciamo tante volte, ma qui cerco di formalizzarlo. La Corte Costituzionale l'ha detto perfettamente, è quella che si chiama opacità per confusione. Sono così trasparente che vedi così tanta luce e non capisci niente. I dati sono tantissimi, non si capisce niente, i siti degli enti sono una cozzaglia di informazioni e i miei studenti hanno come compito provare i piani di prevenzione triennali di prevenzione della corruzione di alcuni enti. Qualcuno mi dice non c'è neanche la sezione e siamo nel 2023 a 10 anni ormai suonati dalla legge che tutti conosciamo e che tutti citiamo, la Severino 190 del 2012. Allora, da un lato c'è questa grande quantità di dati, questa opacità per confusione, dall'altro quello che ci interessa noi non riusciamo proprio a saperlo, lo calo sempre nel contesto del diritto del lavoro. Come avvenga poi la scelta fra contraenti è motivato spesso in termini solo molto formali, non trasparenti. Quando poi si guardano i concorsi, che è il tema che il professor Boscati ha citato, solo da quest'anno c'è una previsione, dall'anno scorso insomma era pochissimo, una previsione in cui si dice quando vuoi conferire una promozione o un incarico o un miglioramento a un tuo dipendente pubblico, se fai questo e il conferimento va a un uomo anziché a una donna, mi devi spiegare perché. Allora mi piace moltissimo che il professor Boscati ormai sia diventato paladino delle questioni di genere, non così paladino.
visto perché non gli lasciamo il microfono così. Allora, mi fa super piacere e mi fa tanto piacere che le questioni di genere sono le questioni della sostenibilità e allora, prima di passare la parola al professor Corso, segnalo che c'è un altro bel libro di Pacini, che è il libro che avrei voluto saper scrivere, Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile. Allora, credo che andremo in questa direzione. Noi abbiamo messo dei tasselli e poi lo guarderemo tutto insieme. Non tolgo altro tempo al collega Corso, che è ricercatore nell'Università degli Studi di Milano, vittima, come avete capito, non mia, di nessuno, e avvocato in materie giuslavoristiche e penalistiche e autore, ed è il motivo per cui mi fa così piacere parlarne con lui, autore di molti scritti anche a carattere monografico sul tema del whistleblowing e della protezione del lavoratore che segnala illeciti. Chi meglio di lui può spiegarci che cosa è successo in questi 10 anni? Grazie Stefano. Io non posso che ringraziare ovviamente il professor Zilli, il professor Brola, il professor Filì e in generale tutti gli organizzatori di questa giornata. È ovviamente un piacere, un onore essere qui oggi e per inciso, per l'appunto è stato detto, ma io non posso che ripeterlo, un tema sicuramente a me caro per ragioni personali, ma un tema di, diciamo, oltre l'attualità, nel senso che addirittura ci troviamo ad anticipare, se vogliamo, qualcosa che ancora nella gazzetta ufficiale non c'è. Quindi ecco, il mio scopo di oggi era, o meglio la finalità del mio intervento doveva essere un po' quella di ricostruire, se vogliamo, diciamo, l'origine, la ratio e se vogliamo l'origine di questo istituto, di questo tema, dalla legge Severino e ovviamente da quello che si era sviluppato in precedenza fino ai giorni nostri. Detto questo però, ecco, penso che anche sia proprio in ragione anche diciamo, della qualità del tema, più che, diciamo così, a riferirsi un po' a quelli che sono i riferimenti normativi, leggi e quant'altro, ecco, possa essere più utile per tutti noi proprio ragionare insieme viceversa su quelli che sono un po' i concetti e le tematiche che di volta in volta hanno portato a un'evoluzione, sì, davvero significativa della materia. E in particolare qui lo dirò varie volte perché è un qualcosa su cui credo molto, sia in una prospettiva ovviamente organizzativa, io è stato detto, io non posso che condividere in questo senso tanto, diciamo così, nell'ambito ovviamente della pubblica amministrazione quanto delle imprese private, e è anche un tema di diritto, in particolare di diritto alla legalità sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori. E questa è un'altra tematica a mio avviso molto importante che proprio diciamo, caratterizza la materia non solo in Italia, perché un'altra diciamo, delle ragioni per cui assistiamo a un'evoluzione che fino ad oggi perlomeno non può definirsi particolarmente consolidata del tema, è proprio perché anche gli influssi internazionali europei, la direttiva ma non solo, e come dire anche una certa evoluzione della sensibilità sociale proprio che riguarda ovviamente i diritti, sicuramente ecco, caratterizza questo tema. Ora, in Italia il primo intervento è stato sicuramente la legge Severino, la legge 190 del 2012, che ha introdotto il whistleblowing nella pubblica amministrazione. Interessante come nell'esperienza così, diciamo, dei paesi di common law viceversa si iniziava dal settore privato salvo poi diciamo, indirizzarsi verso una regolazione della pubblica amministrazione. Anticipo subito che nell'Europa continentale viceversa avviene appunto l'opposto e l'Italia su questo non fa eccezione, pur avendo specialmente in quella che è la legislazione diciamo, attuale in attesa della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, vedremo ovviamente qualche profilo in relazione allo schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri.
e che quindi ecco, ha portato questo primo intervento nella pubblica amministrazione, salvo poi, a distanza di neanche 5 anni, vedere viceversa un intervento di complessiva riformulazione dell'istituto alla luce della legge 179 del 2017, la quale ha non solo riformato quanto previsto per la pubblica amministrazione, ma introdotto anche previsioni specifiche con riguardo proprio al settore privato. Dopodiché, diciamo, un silenzio che prima aveva caratterizzato il legislatore comunitario è intervenuto anche quest'ultimo. Da qui la famosa, che dà anche la razza anche nella giornata di oggi, è questo intervento molto significativo del legislatore comunitario, con la direttiva 1937, la quale ha imposto o fortemente caldeggiato i legislatori nazionali a rivedere almeno parzialmente quelle che erano state alcune scelte operative che a livello abbastanza disomogeneo, appunto con alcune caratterizzazioni a livello di Europa continentale e viceversa di paesi di common law, avevano, diciamo, interessato tutti i paesi dell'Unione Europea. In questo senso però ecco una precisazione, ma prima della legge Severino che cosa c'era? E qui è interessante notare come bisogna porre un'attenzione particolare proprio alla prospettiva lavoristica, perché noi tutti, ed è una cosa, diciamo, abbastanza comune, perché anche, diciamo, i non giuristi conoscono almeno in parte o possono conoscere almeno in parte questo istituto anche a livello, diciamo, giornalistico, è che ogni Stato di diritto, l'Italia ovviamente, attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa di ciascun privato nel, diciamo così, perseguimento di quelli che sono gli obiettivi di tutela della collettività, in vario modo, che vanno dal contrasto agli illeciti piuttosto che appunto al buon andamento di parte della pubblica amministrazione e quant'altro. Quindi diciamo che ci sia un interesse pubblico da sempre e, se vogliamo, anche a prescindere dal regime, diciamo, democratico, questo è abbastanza indubbio. Il punto però è un altro, cioè perché ne parliamo oggi? Perché bisogna capire se e in che misura l'essere lavoratori, diciamo, pone delle sfide diverse rispetto alla, diciamo così, segnalazione di illeciti o irregolarità provenienti dai comuni cittadini, dai privati. Quindi in qualche modo valutare se lo status di lavoratori impone anche a livello legislativo, non solo a livello organizzativo e quant'altro, delle attenzioni particolari. E questo è un po' il grande tema, cioè dell'eccezionalità del rapporto di lavoro con riguardo alle segnalazioni di illeciti o irregolarità. Perché, che qui, senza entrare nello specifico, però è evidente che l'inserimento dei lavoratori in un'organizzazione data e quant'altro pone, diciamo, anche in un senso totalmente continuativo, pone tutta delle serie di, diciamo, criticità in merito diciamo così, a questa anche monte volontà di contribuire con il proprio dato informativo. E questo diciamo così, si innesta a sua volta in un'evoluzione di un diritto riconosciuto a livello costituzionale, quindi della libertà d'espressione, di cui però bisogna cogliere quelle che sono le distinzioni. È vero, nasce, diciamo così, il tema delle segnalazioni di illeciti dei lavoratori ha avuto per lunghi anni in giurisprudenza, già dagli anni 80, 90, ma anche prima negli anni 70, diciamo, degli interpreti, nella misura in cui però questi temi vanno distinti. Il tema delle segnalazioni degli illeciti e irregolarità in primo luogo comporta un tema particolare di interesse pubblico con riguardo in particolare alle segnalazioni, ha diciamo, un'attenzione particolare per quello che deve essere il riscontro a questa segnalazione e una tematica organizzativa che viceversa, da quanto riguarda il tema della libertà di espressione e anche del diritto di critica, diciamo,
o non c'è proprio, o comunque c'è ma con, diciamo, prospettive molto diverse. E in questo senso si spiega proprio l'evoluzione della tematica, e qui mi permetto proprio di accennare, anche per quanti ovviamente potessero approfondire il tema, un'attenzione particolare va anche posta sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questo perché è una Corte che, in particolare dal 2008, con la sentenza Guia, poi peraltro ha avuto anche un Guia bis, diciamo, ricorda del fatto che la tematica Monte non era stata risolta in anni recenti, ha proprio iniziato a così soffermarsi sulla tematica, dando alcune indicazioni operative che, non a caso, sono state poi anche riprese, parte riviste, ma con una base ben individuabile proprio nella stessa direttiva. E proprio affrontando chiare casistica, quindi con gli strumenti propri della giurisprudenza, tutta una serie di tematiche, dall'individuazione dell'interesse pubblico alla tempistica con cui queste segnalazioni, quindi questo, diciamo, fuoriuscire di sapere da parte del lavoratore verso l'esterno debba avvenire o meno, sul, diciamo, il concetto, diciamo, sui limiti oggettivi di queste segnalazioni in relazione a quello che è un dato contesto organizzativo, per tutte tematiche che sicuramente hanno avuto, continuano ad avere un loro particolare interesse, e che proprio nella direttiva sono stati in buona parte ripresi, e oggi, domani, nel momento in cui verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, troveranno anche nel nostro ordinamento una loro dimensione positiva. Dico subito, io non voglio essere particolarmente, diciamo, pessimista per quello che posso aver visto nel nuovo, quello che sarà il nuovo decreto, ecco, viceversa molte tematiche rimangono tuttora aperte, dove per aperto intendo di difficile applicazione con riguardo agli attori, in primo luogo i lavoratori, che, diciamo, volessero confrontarsi con la tematica. E questo, se non altro, perché, ecco, alcuni nodi di fondo che adesso molto brevemente cercherò di diciamo, introdurre, ecco, non sono stati del tutto risolti, e perlomeno, ecco, anche il legislatore, e a monte anche in realtà il legislatore comunitario, proprio nella individuazione di quelli che sono alcuni obiettivi sistematici, ecco, forse non aveva ancora del tutto le idee chiare, ma adesso vedremo, che magari ovviamente sono io assolutamente troppo pessimista. Detto questo, per l'appunto legge Severino, è inutile intervenire in una descrizione puntuale, perché ovviamente è stato un importantissimo intervento, particolarmente legato al tema della corruzione, quindi al tema, se vogliamo, sicuramente di prevenzione, sicuramente di repressione, forse un po' meno sul piano organizzativo, ma che ha posto le basi viceversa per quelle evoluzioni in senso proprio di organizzazione della prevenzione, che poi viceversa alla base dell'attuale regolamentazione, e che lo sarà, vorrà esserlo anche per quella successiva. Ora, alcuni temi fondamentali. In primo luogo, quando si parla di whistleblowing, noi dobbiamo cercare di dare una definizione, e una definizione molto semplice, ma penso possa essere abbastanza, diciamo così, un buon punto di partenza su cui riflettere. È che il whistleblowing altro non è che la regolamentazione della segnalazione di illeciti con regolarità da parte dei lavoratori, o meglio, con riguardo a, appunto, illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa. Da qui l'importanza, in primo luogo, di individuare, partendo nella prospettiva del settore pubblico, iniziamo in questo modo, se non altro perché era l'articolo 1 della legge 179 del 2017, ecco, si è posto il tema di individuare innanzitutto quali debbano essere i destinatari di questa segnalazione. E qui la scelta
non è peraltro, diciamo così, neutra, perché ha come, diciamo, presupposto a monte una considerazione, è quella di dire, o meglio di credere nel fatto che il datore di lavoro, pubblico o privato, sia o meno, diciamo così, capace di risolvere la problematica. Mi spiego meglio. Nel sistema, diciamo, nella legislazione, in particolare dei paesi di common law, lo scopo della disciplina è quello di far fuoriuscire le informazioni dal contesto lavorativo, pubblico o privato. Questo perché vi è una significativa sfiducia della capacità del datore di lavoro, pubblico o privato, di risolvere internamente la problematica. Completamente diversa, o perlomeno molto diversa, è viceversa la prospettiva dell'Europa continentale. In particolare il modello qui è forse quello tedesco, con anche qui alcune problematiche storiche di cui ovviamente oggi non parlo, dove viceversa l'idea, l'obiettivo è quello di valorizzare l'aspetto di prevenzione interno all'amministrazione pubblica o privata, e al contempo però anche diciamo così, l'obiettivo, se vogliamo, di scoraggiare la fuoriuscita di informazioni all'esterno, e quindi in questo caso sì, diciamo, incentivando le imprese private a organizzare se stesse al fine di prevenire il manifestarsi in forme più gravi, comunque, diciamo così, l'aggravarsi di determinate situazioni di illecito e irregolarità, ma poi al contempo di preservarle anche da danni in qualche modo o da interventi di autorità esterne. E questo è un duplice tema che ritroviamo in ogni istituto prima della direttiva e poi della legge italiana. E questo ovviamente comporta anche, come dire, nel momento in cui devo individuare quelli che sono i destinatari delle segnalazioni, questa è una scelta non banale. Non banale perché ovviamente cambia proprio la prospettiva con cui poter confrontarsi, intervenire e quant'altro. E poi alcuni temi che questi, diciamo, rimandano ed erano, se vogliamo, proprio la base minima e indispensabile con cui poter poi discutere dell'istituto, che è quello della tutela del soggetto segnalante. Qui, diciamo così, il tema della non ritorsione nei confronti di quest'ultimo, il tema della tutela della riservatezza nei confronti di quest'ultimo, che attenzione non è anonimato, perché qui bisogna porre, diciamo, con attenzione anche la terminologia utilizzata. La legge precedente e l'attuale sostanzialmente non contempla, non vieta, non contempla le segnalazioni del tutto anonime. La segnalazione riservata è la segnalazione di un lavoratore che ci mette la faccia, quindi questo lavoratore, come dire, si aspetta delle garanzie, in particolare sul piano della non diffusione a soggetti che possano poi, diciamo così, danneggiarlo ex post, ma comunque queste sono, diciamo, segnalazioni in cui il contenuto informativo ha una fonte ben chiara. Discorso diverso invece sono segnalazioni del tutto anonime. Segnalazioni del tutto anonime che in vero nel nostro ordinamento non sono vietate, perlomeno anche alcune indicazioni dell'ANAC che immagino che, diciamo così, verranno ribadite anche successivamente, sono ammesse. Ciò posto, occorre, questa è una scelta in particolare delle imprese private, valutare come e in che misura anche le segnalazioni anonime, proprio in relazione di quello che di regola è il contenuto informativo di ciascuna di esse, possano essere meritevoli proprio sul piano dell'attenzione organizzativa nel contesto lavorativo. Ma ecco, attenzione, perché la premessa è che questa legge si occupa solo e soltanto di segnalazioni riservate, quindi in cui il lavoratore si assume direttamente gli oneri, più che l'onore
di segnalare degli illeciti e irregolarità. Dopodiché, ecco, il tema è quello di quali segnalazioni ammettere e o regolare. E qui è interessante perché già in realtà la legge precedente alla direttiva l'aveva già ben chiarito, e noi ci troviamo di fronte a svariate segnalazioni, possibili segnalazioni. In particolare possiamo avere di fronte segnalazioni di tipo interno, quindi all'interno di ogni singola pubblica amministrazione o di ogni impresa privata, e viceversa possiamo avere segnalazioni esterne. Qui onestamente, ecco, l'ultimissima legge fa un po' di confusione tra, diciamo, segnalazioni esterne intese in caso specifico all'ANAC e segnalazioni ad altre autorità che più correttamente devono essere chiamate denunce, cioè all'autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti. Questo al netto del fatto che ovviamente occorre prevedere delle regolamentazioni leggermente diverse per queste segnalazioni, ma soprattutto perché qui poi voglio affrontarlo proprio nell'ultimissimo aspetto, avviandomi alla conclusione, volevo sottolineare come una delle importantissime novità dell'ultima legge è quella di subordinare a delle condizioni specifiche le segnalazioni esterne. Qui il modello per l'appunto è quello dell'Europa continentale, quindi completamente diverso da quello dei paesi di common law, e è un'assoluta novità per il nostro ordinamento. Oggi diciamo così, sicuramente vi erano interessi delle imprese a favorire le segnalazioni interne, vi era un interesse in qualche modo anche del legislatore, se vogliamo, a favorire la prospettiva di prevenzione interna rispetto a interventi esterni, per il costo di tempi e quant'altro. Dopodiché però sia i lavoratori sia i privati cittadini, nel senso che, come dire, non vi è distinzione fino a questa legge, potevano tranquillamente scegliere a chi rivolgersi, ritenere di rivolgersi all'autorità giudiziaria o viceversa seguire canali interni. Poi si poteva discutere sul fatto in qualche modo di determinati, diciamo, obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dei propri datori di lavoro, ma questo, diciamo, erano profili diversi. Sicuramente, ecco, vi era un'assoluta libertà, si favoriva la scelta interna, ma nulla di più. Oggi viceversa, tanto con riguardo alle segnalazioni esterne, quanto con un altro tipo, diciamo, di nuova segnalazione regolata dalla direttiva, ma che già a livello in particolare in Corte di Giustizia è stata affrontata, cioè la cosiddetta divulgazione pubblica, la sorta di segnalazione più deflagrante, se vogliamo, per il datore di lavoro pubblico o privato, cioè sostanzialmente la stampa, il ricorso alla stampa, e quindi un intervento quanto più possibile diretto della collettività sulla tematica segnalata. E queste due ipotesi vengono poste, diciamo, in posizione subordinata e condizionata alla segnalazione interna. Di regola, nella misura in cui spetterà al lavoratore, anche qui non si sa bene con quali competenze, poi anche ciascun lavoratore evidentemente non particolarmente avvezzo al contenuto giuridico di determinati, quindi all'analisi in qualche modo giuridica di determinate norme, dovrà valutare concretamente se il pericolo, innanzitutto se diciamo, il rischio di segnalazione interna comportava sostanzialmente rischiava di essere del tutto inutile, quindi sostanzialmente una segnalazione interna che già a monte sembrava non destinata ad avere alcun riscontro, oppure in ragione di un interesse pubblico significativo, particolare e in qualche modo tale da porre in secondo piano lo strumento interno, quindi la capacità della singola organizzazione a poter gestire e risolvere, o perlomeno analizzare al fine di risolvere
detta problematica. Il discorso, ecco, pure considerazioni merita per l'appunto poi è emerso in realtà anche nelle relazioni precedenti un altro tema di significativo interesse lavoristico che a mio avviso non è che sia molto preso in considerazione anche da quest'ultima legge, cioè la tutela del segnalato, che per inciso è anche un lavoratore. Ora, ovviamente va benissimo l'interesse pubblico, va benissimo ovviamente il resto di quelli che sono gli strumenti di tutela che caratterizzano il diritto del lavoro anche nei confronti del segnalato, in particolare il tema del diritto di difesa, del contraddittorio di fronte a determinate situazioni. Ecco, forse qui qualche maggiore specificazione perlomeno poteva essere riconosciuto. Nella misura in cui, ecco, sicuramente quello che caratterizza in particolare il procedimento disciplinare che riguarda le segnalazioni di illeciti e irregolarità è proprio quello di subordinare il disvelamento dell'identità del segnalante al consenso di quest'ultimo. E attenzione, solo nel procedimento disciplinare, perché il procedimento penale e contabile hanno regole proprie, e quindi qui il tema, diciamo così, anche della tutela dell'identità del segnalante rimane in qualche modo estraneo a modifiche, nella misura in cui, nel caso specifico del procedimento penale, finché ci troviamo nella fase di indagini va benissimo, subito dopo l'accusato, cioè il segnalato, avrà diritto al contraddittorio pieno, senza sconti, e quindi il tema della riservatezza ovviamente è una scelta, ma verrà meno. Nel procedimento disciplinare non è così, e questo tra l'altro in particolare nelle pubbliche amministrazioni è particolarmente significativo, perché impone anche degli obblighi di formazione e informazione da parte di quanti ovviamente si dovranno curare, dovranno prendersi cura dello svolgimento dello stesso procedimento. Questo se non altro perché un conto è avvalersi del contenuto informativo di una segnalazione in modo pieno, e questo può avvenire solo con sostanzialmente il consenso del segnalante. Ove questo consenso non ci sia, si necessita di un'attività istruttoria autonoma. Personalmente ritengo che questo dovrebbe comunque avvenire in qualsiasi caso, ma sicuramente, ecco, nel momento in cui manca appunto il consenso, la segnalazione altro non è che un campanello d'allarme che in qualche modo indirizza l'attività istruttoria, però non di più. E sul piano poi delle contestazioni in quanto tali, quest'ultime avranno bisogno, per avere una loro conclusione in senso sanzionatorio, di altre attività successive, autonome, capaci ovviamente di avere una loro autonoma dignità con riguardo alla sanzione. Io mi avvio alle conclusioni perché il tempo ovviamente è passato. Ecco, aggiungo solo questo. Uno degli aspetti, spezziamo una lancia in favore della nuova normativa, proviamoci, assolutamente. No, in realtà ve ne sono molti, c'erano alcune criticità che mi sono permesso di elaborare, ma in realtà sono più gli aspetti positivi. Questo vediamo. Io ho sbirciato le slide, c'è moltissimo in questa presentazione. No, ma infatti verranno condivise, poi ovviamente ci sarà ulteriore occasione, questo non ho dubbi. No, allora il punto è questo: quando si parla di interesse pubblico, la nostra, la futura normativa ha il pregio di iniziare a porre alcuni paletti su che cosa si vada valorizzato per interesse pubblico, a sua volta tale da comportare l'applicazione di questa disciplina. In particolare due sono gli aspetti, meglio due esclusioni da questo interesse pubblico. Allora, in primo luogo viene chiarito, alla luce anche di quanto previsto dalla direttiva, che rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere esclusivamente, sottolineiamo esclusivamente personale, sono qualcosa di diverso, assolutamente meritevole ovviamente di trattazione, ma semplicemente estranee
alle tutele e all'applicazione di questa disciplina. Secondo aspetto è un tema che storicamente emerge da sempre e che interessa in particolare la sicurezza sul lavoro nell'articolo 20, ma non solo, sono le cosiddette segnalazioni obbligatorie, cioè quelle ipotesi in cui è la legge stessa, si può discutere anche sulla contazione preventiva, ma diciamo almeno la legge, che impone a determinati lavoratori determinate segnalazioni, proprio in virtù di quelli che sono gli incarichi, il loro ruolo e quant'altro. Ora, queste segnalazioni sono un qualcosa di diverso dalla segnalazione tutelata e tutelabile ai sensi della disciplina del whistleblowing, se non altro perché, qui la legge parrebbe confermarlo, quest'ultima rimane solo e soltanto una facoltà del lavoratore, da incentivare, da favorire sicuramente, da supportare con tutta una serie di strumenti, di misure, di formazione e di informazione, ma che rimane una scelta degli stessi. E quindi utile dire per l'appunto la ratio di fondo della norma è proprio quello di cercare di creare una cultura anche organizzativa e anche un'attenzione dei diritti che in qualche modo possa sviluppare il nostro ordinamento. Io ringrazio Davvero grazie Stefano, perché non era facile cercare di trovarci qualcosa di buono, io l'ho apprezzato fino in fondo, e mi permetto 2 segnalazioni, perché in questa occasione le possiamo fare. La prima, mi piace moltissimo che hai posto l'accento sul tema della giustizia mediatica, e su questo l'associazione degli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche Sisifo ieri ha organizzato un evento bellissimo sul tema della giustizia mediatica, bravissimi, con un parterre tutto di primissimo piano, organizzato, autogestito, per cui mi fa piacere ricordare i loro sforzi e l'ottimo risultato che raggiungono. L'altro tema su cui provo ad andare a riflettere e che mi permette di introdurre l'avvocata Carlotta Campelli, che è, oltre ad essere una validissima professionista del nostro foro di Udine, è una dottoressa di ricerca in diritto penale, è una componente di organismi indipendenti di valutazione e quindi è anche un'operatrice dei temi di cui andiamo a trattare oggi. Organismi di vigilanza. Allora, la questione è introdotta da Stefano: perché noi siamo partiti regolando il whistleblowing della pubblica amministrazione? Perché nel momento in cui nasce questo, noi siamo negli Stati Uniti, dove i privati hanno scelto tutto un altro canale, che è quello delle certificazioni. Ci sono 2 binari: per il settore pubblico normative, per il settore privato che ha bisogno di speditezza, che ha bisogno di sicurezza, che ha bisogno di internazionalizzazione. La necessità è essere comprensibili, non essere burocratici, non essere noiosi, pedanti e inutili, e lo strumento che viene individuato come utile è quello delle certificazioni. Allora, proprio perché passiamo anche virtualmente dal pubblico al privato, proviamo a sentire con la collega Campelli di che cosa parliamo di impatto, quando parliamo di impatto sulle organizzazioni e sui modelli di organizzazione delle novità che stanno per arrivare. Grazie. Grazie a voi. Devo dire, non mi soffermo sulla tempestività della professoressa Zilli, che ci impone un commento che è più una relazione illustrativa del decreto, è un commento che è necessariamente acerbo perché deve aspettare la maturazione anche sul profilo pratico e operativo di una serie di temi. Devo dire che faccio un'ulteriore premessa, che ho trovato molta affinità nel modo di approcciare a questi temi da parte dei professori e dei colleghi giuslavoristi, perché io ci ho messo molto tempo a capire, lavorando proprio sotto il profilo processual penalistico e dei modelli 231, di passare dalla logica dell'adempimento
subito, e quindi dell'adempimento normativo che avrebbe tutelato poi anche in sede processuale l'impresa compliant, ha invece lo strumento, alla logica dello strumento, diciamo, organizzativo e di innovazione. Quindi quella traiettoria organizzativa di cui parlava la professoressa Zilli e quell'approccio, diciamo, da repressivo a preventivo di cui parlava anche il professor Boscati. Ci ho messo del tempo a capirlo io e a farlo capire poi ai miei interlocutori, che sono molto spesso le imprese nelle quali io faccio l'organismo di vigilanza, perché c'è un cambio di mentalità di fondo molto importante. Parto dal tema del principio di prevenzione delegato ai privati. Nel corso degli ultimi anni c'è stato un trend proprio che ha spostato il principio di prevenzione in capo ai privati, quindi da un lato il principio di prevenzione collegato alla 231, valutate, analizzate e arginate i rischi reati che avete in pancia, e dall'altra parte anche il whistleblowing, quindi sono due normative che bene o male muovono dallo stesso principio di prevenzione e dagli stessi oneri diciamo delegati ai privati. Il modello 231 nel corso degli anni è diventato un grande contenitore, non è più solo uno strumento, diciamo, ad uso di difesa processuale, ma è diventato, sia per ragioni di ampliamento delle fattispecie del reato, sia per ragioni di comunicazione con altri sistemi di compliance, un grandissimo contenitore dove trovate appunto gli obblighi della sicurezza, gli obblighi dell'ambiente, la parte della privacy sotto il profilo informatico. Io dico, ma perché ci credo, tutta che il l'ODD diventa un controllore di terzo livello, quindi utilizza tutti i controlli fatti dai certificatori e quindi da tutti gli adempimenti nei vari settori operativi, quindi sicurezza, ambiente, privacy, la qualità, il whistleblowing e tutte le altre, diciamo, certificazioni che si stanno pian piano avvalorando. Leggevo anche ieri una certificazione anche relativa ai reati tributari, o comunque un adempimento collegato un adempimento aziendale collegato appunto agli oneri. Quindi è un asso che via tutto il modello organizzativo. Se funziona, funziona bene. Questo in un'ottica di una compliance integrata che, secondo me, lo dico preannunciando le mie conclusioni, deve essere forse l'unico modo di approcciare a un sistema di compliance aziendale, perché solo se si dialoga, solo se si dialoga di tutti questi sistemi di controllo, si arriva a un sistema unitario. Dicevo che il modello organizzativo non è un modello obbligatorio, ma lo diventa in concreto. Non è un modello obbligatorio che apre a problemi sia sotto il profilo generale, quindi di compliance, come vi ho detto, ma ancora di più vedremo ad esito della direttiva, del recepimento della direttiva e del decreto, apre a tantissimi problemi di rapporti con il whistleblowing, quindi sono altrettanto critica, anzi forse più critica del collega Corso sulla tema del decreto più che sulla direttiva. Dicevo che non è obbligatorio, ma lo diventa processualmente, perché in assenza di modello o adeguato modello la difesa processuale è sostanzialmente preclusa. È preclusa perché ci sono misure ad esempio cautelari molto importanti, è vietato l'accesso ai riti alternativi, non ci sono misure circostanze attenuanti di riduzione di sanzioni delle pene pecuniarie, e vengono applicate delle sanzioni interdittive impattantissime. Quindi il modello inizia ad essere, per chi ha delle esperienze di sinistrosità o anche delle esperienze processuali, diventa fondamentale anche per gli imprenditori illuminati, li chiamo io, cioè per quelli che si pongono i problemi, che sono entrati in quell'ottica preventiva di cui oggi vi parliamo. Per me, e l'ho già detto, ha un'ottica preventiva organizzativa, quindi se si passa dal tema come mi difendo se succede qualcosa al come posso far funzionare meglio il mio sistema aziendale, chiaramente i benefici sono immediati, quindi non solo eventuali in caso di difesa processuale,
ma immediati nel caso di operatività e organizzazione aziendale, perché chiaramente la proceduralizzazione dei vari settori dell'azienda, la segregazione di funzioni, diciamo, il controllo documentale sono pratiche virtuose e virtuose sotto il profilo proprio operativo. Diventa sempre più attuale il modello che torna fuori, diciamo, sostanzialmente ignorato veramente da 20 anni, perché non c'è mai stata un'applicazione neanche effettiva nelle aule di giustizia, cioè una parte sì, anche con conseguenze importanti, ma non c'è neanche un'obbligatorietà teorica all'iscrizione della responsabilità di 231, il che lascia un po' agli umori dei pubblici ministeri decidere se iscrivere o non iscrivere sulla 231. Ma torna in auge ciclicamente, è tornato col Covid, che ad esempio ha richiamato dei protocolli. Cosa erano questi protocolli? Il modello organizzativo lo sapeva benissimo cosa erano i protocolli. Oggi è tornato in auge sugli adeguati assetti. Gli adeguati assetti del codice della crisi richiamano il modello e richiamano il ruolo dell'organismo di vigilanza, e domani, lo dico facendo esplodere una piccola bomba, è, diciamo, il traghetto per l'ESG, per tutte le certificazioni ESG, quindi le rendicontazioni non finanziarie, e tutto c'è, il 90% c'è già nel modello organizzativo. Quindi io sono una grande fan del modello organizzativo, non so se si è capito, per cui se no non mi avrete evitato. Ecco, il modello organizzativo, cioè la colpa di organizzazione, quella su cui muove la disciplina della 231, muove su due cardini, quella dell'adozione di un adeguato modello organizzativo e della vigilanza del modello da parte di quello che io chiamo il guardiano del MOG, cioè l'organismo di vigilanza. Questi due cardini, che operano, per semplificarli, in maniera sostanzialmente analoga con un'inversione dell'onere della prova sia per reati commessi da apicali che da subordinate, è quello che si richiede, diciamo, è l'adempimento che si richiede all'impresa. Quindi adotta un modello tailor made che ti stia bene addosso, cioè non un modello mega galattico che ti è calato dall'alto, di cui nessuno sa niente, che rimane nel cassetto, e rendilo operativo, cioè cerca di avere un organismo di vigilanza che ti fa quei due controlli che ti servono. Adesso io sto banalizzando, i due controlli che ti servono vuol dire che un'azienda di servizi probabilmente che ha 4 impiegati non ha grandi temi di sicurezza, ce le avrà di corruzione, ce le avrà di flussi finanziari, ce le avrà di altro tipo, quindi uno può anche fare, cioè è inutile che faccia 10 audit sulla sicurezza. Questo voglio dire a livello di idoneità del modello e di adeguatezza del controllo. I due cardini li trovate nell'articolo 6 che io vi avevo ritrascritto nelle slide, che è forse l'unico articolo del modello del decreto legislativo 231 che vi dà delle indicazioni operative su come deve essere fatto il modello, cioè quali sono o come individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, la previsione di specifici protocolli, gli obblighi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza e il sistema disciplinare a sanzione del mancato rispetto delle misure. In questo articolo 6, che diciamo è il cardine, cioè è l'unica parte normativa che ci dà un'indicazione di come è strutturato il modello, viene inserito il whistleblowing, a ragione dell'importanza, dell'idoneità e adeguatezza di un modello collegata alla presenza del whistleblowing. Viene inserito con la normativa del 2017 e vengono inseriti tre commi che adesso vi leggo perché non potendoli vedere. Ecco, io parto dalla normativa passata, cioè da stanotte passata, perché se non viene capito, se non si capisce come operava il whistleblowing e quali erano le ricadute sul modello organizzativo prima, onestamente è incomprensibile farlo, è impossibile ed è incomprensibile all'esito del decreto di stanotte.
che a mio avviso non dà assolutamente delle chiavi operative chiare e anzi confonde anche quelle esistenti per quanto riguarda le ricadute sui modelli organizzativi. Poi ne riconosco chiaramente l'utilità di avere una disciplina completa anche a tutela molto più estesa del segnalante e quindi ha chiaramente dei benefici, ma come impatto sul modello organizzativo vedremo più avanti crea dei problemi non da poco. Quindi nell'articolo 6, quindi nell'articolo cardine di riferimento dei requisiti del modello, vengono inserite appunto le indicazioni sul whistleblowing, quindi l'obbligo direi, ma di inserire uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subordinati di presentare a tutela dell'integrità dell'ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni. Poi indicano il divieto di ritorsione di atti di ritorsione discriminatori e l'obbligo di inserire nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure. Aggiungono ancora che l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'ispettorato del lavoro e inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e quindi continua questo dei tematiche del licenziamento. Ci dà quindi una disciplina del whistleblowing in nuce, ridotta ma chiarissima secondo me. Quindi dice sostanzialmente istituisci un canale di segnalazione e io vi dico di solito lo istituisco in maniera separata rispetto ai flussi informativi dell'organismo di vigilanza e dopo ci torno, e per segnalazioni quindi circostanziate, quindi di elementi che devi provare, quindi devi dare una sostanza a queste segnalazioni di violazione del modello o di illeciti dell'ente. Quindi non si parla, come si parlerà in seguito, di lotta alla corruzione, tutela di interessi pubblici, qua si parla di segnalazioni di condotte a tutela dell'integrità dell'ente, quindi un interesse prettamente interno, e questo lo ribadisce anche Confindustria, che nelle sue linee guida del 2021 dice espressamente che l'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alle finalità di tutela dell'integrità dell'ente. Cosa deve fare un'impresa che adotta il MOG e come deve essere strutturato il MOG per essere idoneo ed efficiente? Il whistleblowing viene previsto nella parte generale del modello e quindi in quella prima parte illustrativa di tutti gli istituti a sostegno appunto delle tematiche 231. È previsto anche nelle parti speciali, quindi nelle parti speciali con procedure anche specifiche di segnalazione, come viene fatta la segnalazione, quali sono i canali, qual è la riservatezza delle persone, quindi ha proprio un settore dedicato. Dicevo che è previsto un canale di segnalazione specifico, nel senso che io tendo sempre a fare 2 mail, di solito si utilizza la mail, poi uno può usare anche la cassettina di legno all'ingresso dell'azienda, 2 mail, una ODV chiocciola e l'altra segnalazioni chiocciola. Questo per permettere una gestione separata delle due diciamo, comunicazioni, anche nel caso in cui nell'ODV ad esempio ci sia un membro all'interno dell'azienda e quindi viene scorporato e si astiene diciamo, dalla trattazione della segnalazione, e di solito i più bravi utilizzano già dei format esistenti su internet. Ci sono dei piccoli format che si mettono sul sito internet, giusto per fare capire anche operativamente come funziona, quindi che garantiscono l'anonimato e quindi hanno già in sé
questa tutela, diciamo, del segnalante, che magari l'indirizzo email non riesce a garantire. Devono essere previsti aspetti disciplinari, chiaramente, a tutela del segnalante, e qua io poi mi soffermo un attimo, deve essere prevista la formazione. Allora, sappiate, prima di parlare delle comunicazioni all'ODV, che la formazione è una tragedia, nel senso che nessuno sa cosa comunicare all'organismo di vigilanza, quindi già ma niente di solito, perché se già comunicasse tutto si potrebbe fare un lavoro di scrematura, dicendo questo sì, questo no, ma invece non comunica niente. Quindi se uno già non conosce le violazioni del codice etico, non conosce il suo modello casalingo, non conosce i suoi protocolli, vi dovrete dire come fa a fare delle segnalazioni sulle violazioni europee. Questo lo dico in premessa. Comunque vuol dire che ci deve essere un'attività spinta di formazione verso i segnalatori, ma di formazione sia a livello di 231 che a livello di whistleblowing, se sono diverse l'oggetto delle comunicazioni. E la segnalazione spinta a livello di 231, questo è frutto dell'esperienza, non deve essere il reato è questo, arrangiati, ma deve essere la tua procedura è questa, la conosci, hai visto violazioni, questa deve essere una formazione che può portare a una comunicazione di irregolarità. Quando ho parlato delle comunicazioni all'ODV, le divido sempre tra flussi e segnalazioni whistleblowing. Allora, i flussi all'ODV sono delle comunicazioni costanti o previste periodicamente, ma con comunicazioni anche di episodi fisiologici, cioè mutamenti di realtà aziendali, mutamenti delle deleghe, mutamento di funzioni, segnalazioni di violazioni presunte effettive del modello, oppure tutto quello che può essere, diciamo, molto spesso ci sono anche dei report delle singole funzioni mese per mese, ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, e poi tutto quello che ha presentato delle criticità, quindi accessi da parte dell'ASL, accessi da parte della Guardia di Finanza, tutto quello che suona male, dico in maniera molto banale. Il whistleblowing è un po' diverso, qua si richiederebbe sempre diciamo, la segnalazione di condotte illecite, quindi uno dovrebbe avere un dipendente apicale o subordinato, dovrebbe, perché anche sotto il profilo dei soggetti che possono segnalare c'è stata un'apertura con la direttiva, quindi nella precedente disciplina il segnalante dipendente deve segnalare la condotta illecita circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e violazioni del modello. Questa era la normativa esistente fino ad adesso, con un ruolo dell'organismo di vigilanza che tendenzialmente era l'unico destinatario delle segnalazioni, cioè era un organismo che, diciamo, riceveva le comunicazioni. Poi io l'ho trattata una segnalazione come whistleblowing, una sola. A quel punto chiaramente se si ha il sospetto che possa avere aspetti di whistleblowing, io l'avevo trattata inizialmente in forma anonima, delegando poi gli accertamenti al CDA e recependo la rilevanza ai sensi della 231. Poi non si trattava di una segnalazione whistleblowing perché non era stata fatta da un dipendente, ma era stata fatta da un cliente al tempo che lamentava che un dipendente avesse speso erroneamente il nome della società per cui lavorava, quindi che si fosse spacciato per dipendente mentre in realtà non lo era. Io l'ho trattata come whistleblowing per poi concludere che il primo whistleblowing non era né per la tipologia né per il segnalatore né per l'oggetto e poi che non aveva rilievi sotto il profilo 231. Quindi l'ODV comunque anche ad esito della normativa nuova sarà coinvolto nelle segnalazioni di whistleblowing, ma come vedremo probabilmente non sarà il destinatario. Questa era la situazione fino a stanotte.
Da oggi, in realtà da oggi per modo di dire, perché poi nel decreto se è rimasto nel testo che era stato previsto, vengono previsti dei termini di adeguamento, quindi per la gran parte a fruire di tutto il 2023. Comunque oggi questo articolo 6.2 bis viene completamente svuotato e rimane un unico comma che vi leggo. I modelli di cui al comma 1 prevedono canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del comma 2 di cui al decreto legislativo. Stop. Quindi quella disciplina che avevate in nuce già contenuta nel modello organizzativo oggi esce dal modello e vi rimanda al decretone approvato questa notte, abrogando peraltro i due commi che vi ho letto prima relativi sia all'adozione di misure discriminatorie sia al licenziamento ritorsivo. Bene. Se rinvia al decreto attuativo della direttiva, bisogna andare a vedere che cosa dice questo decreto. Il decreto non brilla di chiarezza a livello operativo. Chi sono i destinatari del whistleblowing? I destinatari, ripeto, ma veramente solamente per punti quello che è stato detto molto meglio prima, ma per dare una lettura un po' più operativa e calata sul modello. Quindi sono le imprese con più di 50 dipendenti, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di alcuni atti dell'Unione Europea, quindi atti specifici di interesse dell'Unione Europea, prodotti ai mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e attenzione, sorpresa deve essere prese, le imprese con meno di 50 dipendenti ma solo se hanno il MOG, cioè se hanno il modello organizzativo. Quindi se già ti sei dotato di un modello, prenditi anche questo onere. Bene. Qual è l'oggetto delle segnalazioni? Anche qua, come vi dicevo prima, se prima erano segnalazioni a tutela dell'integrità dell'ente, l'oggetto delle segnalazioni, per come previsto dal decreto, sono violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Quindi sono molto ampliate sia nella parte definitoria ma poi nella singola declinazione. Quindi prevedono i illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, le condotte illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi allegati relativi ai settori degli appalti pubblici, dei servizi pubblici, della sicurezza dei trasporti, ne leggo qualcuno, gli atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, gli atti e dimensioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26 paragrafo 2 del trattato, che non sappiamo al momento che cos'è, nel senso che allora voi mi dovete dire cosa capisce il dipendente di queste segnalazioni. Poi la cosa più complicata, cioè dovrebbe segnalare tutto quello che secondo lui ha un fumus di liceità. Ma la cosa, diciamo, ancora più problematica è che il segnalabile, cioè l'oggetto del segnalabile, cambia in base al soggetto deputato ad avere il whistleblowing. Perché? Perché per le imprese con più di 50 dipendenti e le imprese che rientrano in quell'ambito di applicazione di alcuni atti dell'Unione si possono segnalare solo le violazioni del diritto europeo, per quelle piccoline c'è il diritto europeo più le violazioni interne. Quindi le più grandi vengono private da segnalazioni di carattere nazionale o di violazioni di norme interne. Quindi il whistleblowing dovrebbe essere il whistleblowing illuminato che gli va a segnalare solo le tematiche dell'Unione Europea. Mentre le povere imprese con meno di 50 dipendenti, che vi dico la verità, già che abbiano il MOG da togliersi il cappello, dovrebbero avere l'onere doppio, quindi la segnalazione europea e quella relativa invece alle tematiche interne. Anche sulle modalità di segnalazione, scusi se mi sposto un attimo.
esistono questo triplo canale interne, esterne e pubbliche. È anche vero che ad esempio la segnalazione 231 è una segnalazione interna che prevede la denuncia all'autorità ma non all'ANAC. Quindi uno deve trovare a che categoria, un'impresa deve trovare a che categoria appartiene, a che segnalazione deve fare a livello di soggetto e come deve farlo in base alla tipologia di segnalazione. Il che rende tutto molto complicato a livello operativo. Quindi, poi l'ho detto prima, questo è un segnale positivo, chiaramente l'ampliamento della categoria dei segnalanti, che è giusto non limitarlo a un semplice dipendente, è giusto sia per l'informazione che può provenire in maniera qualificata da soggetti che collaborano anche senza rapporti, diciamo, di lavoro apicale subordinato, ed è corretto anche ampliare una tutela anche a tutti gli agevolatori della segnalazione, quindi quella finalità di tutela è corretta. Che cosa bisogna fare a livello operativo? E provo a rispondere alla domanda al titolo del convegno, cioè l'impatto della nuova disciplina sui modelli organizzativi 231. Chi ha il modello organizzativo deve prevedere l'aggiornamento dei modelli con le nuove indicazioni, istituire un canale di segnalazione interno e una procedura di gestione delle segnalazioni. Se ce l'ha lo deve modificare, se non ce l'ha e se non ce l'ha, se non ha neppure il MOD, deve certamente farlo. Questo lo dico uscendo dal mio tema dell'impatto sui modelli organizzativi, ma lo deve certamente farlo perché ci sono sanzioni molto impattanti, ma c'è secondo me tra le sanzioni ancora più impattanti il fatto che se uno non trova il canale di segnalazione esterno può denunciare all'autorità, cioè che è una cosa folle. Ecco, dovrebbe individuare un soggetto deputato a ricevere le segnalazioni, quindi un soggetto diverso dall'ODV, anche se già presente, ma che chiaramente dialoghi con l'ODV, perché la segnalazione che arriva potrebbe essere di interesse dell'ODV e perché poi l'ODV, se rimane comunque l'indicazione a questo punto non più normativa ma giurisprudenziale già consolidata dell'idoneità del modello con un whistleblowing, deve verificare che all'interno della società ci sia un canale di segnalazione come requisito di idoneità. Quindi lo tolgono come destinatario delle segnalazioni, ma gli rinnovano questo ruolo di vigilanza sulla adeguatezza dell'assetto. E attenzione, vanno inserite le sanzioni disciplinari per chi viola appunto la riservatezza del segnalante, per chi fa le segnalazioni malafede, perché quel famoso articolo 6 che vi avevo letto non esiste più e quindi non esiste più neanche quel passaggio relativo al sistema disciplinare che era contenuto nell'articolo 6 e che adesso rimane nella facoltà dei singoli. Ho quasi finito, ho finito. In concreto ci prova a dare una mano Confindustria, ci prova perché è incomprensibile anche il position paper di Confindustria. Spremendo e facendo l'estratto di Confindustria viene fuori questo quadro possibile, che le imprese con meno di 50 dipendenti ma con il MOD possano continuare ad applicare la disciplina esistente per il whistleblowing. Qua viene inserito un altro requisito quantitativo. Le PMI sotto i 250 dipendenti possono condividere le risorse interne per la segnalazione e per la loro eventuale istruttoria e semplificare gli adempimenti. Mi sembra ragionevole. E comunque, dice Confindustria, si possono utilizzare strumenti esistenti di segnalazioni prevedendo modifiche o adattamenti tecnici per salvaguardare le procedure già esistenti, e anche questo mi sembra ragionevole. Critiche e riflessioni, ho aggiunto riflessioni vicino a critiche ieri sera nell'ultimo draft. Allora, qualche riflessione operativa. È un ulteriore onere, quindi è un onere impattante nei confronti di un'azienda che ha già tanti oneri di compliance, sia come costo ma anche come esigibilità, cioè non solo mettere in piedi un sistema ma anche farlo funzionare. E
come dicevo prima, farlo funzionare significa anche formare le persone che lo possono fare funzionare. C'è un'eccessiva estensione soggettiva del decreto, quindi per le imprese, come dicevo, con meno di 50 dipendenti diventa eccessivamente gravoso. C'è un'eccessiva estensione oggettiva, perché la violazione, la possibilità di portare una violazione interna che riguarda proprio il cuore della società, collegata alle procedure, alle violazioni all'esterno, crea quei danni reputazionali di cui si parlava prima, e dico nella migliore delle ipotesi danni reputazionali, perché molto spesso sveglia una procura della Repubblica che non aspetta altro di andare a verificare come fai le cose, se le fai bene. C'è il problema di preferire la tutela delle segnalazioni dell'Unione piuttosto di quelle interne, quindi rischiamo di onerare delle aziende per segnalarci delle violazioni dell'Unione Europea e di non guardare magari alla violazione più semplice e operativa che ogni giorno si compie magari non mettendo i dispositivi di protezione individuale, dico per dire. Serve un sistema organico, quindi di fonte regolamentare o qualsiasi altro tipo, forse giurisprudenziale se la giurisprudenza se ne interesserà perché non se ne è interessata molto, e quindi sul corretto adempimento dell'obbligo, soprattutto se collegato a sanzioni effettive come quelle della possibilità di uscire all'esterno, ma sanzioni anche pecuniarie economiche previste. Il tema della formazione l'ho già chiaramente esplicitato, per cui bisogna rendere possibile una segnalazione di questo tipo. Un eccessivo margine della segnalazione, della discrezionalità della segnalazione esterna. Ci sono tanti casi di segnalazione esterna. Pensi che non viene recepita? Non dà un sistema? Pensi che ci sia qualche ragione per cui è più opportuno portarla fuori? Cioè, è una follia questa, chiaramente. Vuol dire rimettere alla discrezionalità di un dipendente o di un dirigente che abbia anche interessi conflittuali, contingenti, tutto quello che volete, a dargli la possibilità di prendere un'autostrada verso la divulgazione, verso l'apertura dei problemi interni verso l'esterno. E la provvisione chiaramente di sanzioni efficaci per segnalazione false e infondate, per cui se chiediamo questo incentivo alla segnalazione dobbiamo anche lo stick current approach, no? Quindi dargli anche il peso della segnalazione che può essere sbilanciata e può creare dei danni associati. Ecco, io mi fermo, nel senso che penso di aver sollevato tanti temi e magari poi sarà oggetto di qualche dibattito. Grazie per questa completissima, criticissima, giustamente problematica relazione sulle novità, e mi pare che fra pubblico e privato portiamo a casa un sacco di problemi fino a questo momento. Se posso usare la metafora, il film vecchio era 2001 Fuga da New York, quello di quest'anno è 2023 Fuga dal Mod, perché non si vede chi deve essere il mazzo che si sobbarca tutto questo in una impresa di piccole dimensioni che di oneri ne ha già veramente fin sopra la testa. Poi che il MOD rimanga quello strumento per lo scudo penale non si sa, in questi termini non mi sento di caldeggiare questa adozione di strumenti. Ma senza fare le conclusioni sulle conclusioni, io sono onoratissima di poter ospitare in questo evento il professore Garofalo, ed è anche il mio ringraziamento non formale per la soddisfazione che ha fatto il mio volume e che mi ha portato parecchie fortuna. Quindi, fatta già bene, in realtà è quella che vale la pena di leggere, ma io agli studenti ho detto: leggete la prefazione, non vi serve leggere la versione del libro. Allora, professore, cedo a lei la parola, la ringrazio moltissimo e abbiamo molto da dirci. Bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, il tema di cui ci stiamo occupando oggi è un tema che, come dire, pone un grosso problema, che è quello culturale. Infatti sarei curioso di parlare di questo tema nel paese dove non è stato Messina Denaro, per vedere un po' che tipo di ricaduta può avere questo tema. È un problema culturale che riguarda
i lavoratori, riguarda le imprese, riguarda le pubbliche amministrazioni, ma riguarda anche i magistrati, perché poi certe tematiche intanto possono attecchire se da parte della magistratura, che è chiamata a vario titolo ad applicare le norme, c'è appunto una sensibilità verso questo tema. Sicuramente la tempestività delle iniziative della Zilli è ormai un fatto proverbiale. Parlare del tema della segnalazione il giorno dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto, oggettivamente credo che sia un primato, un record che nessuno potrà ribattere. Il testo che io ho consultato per prepararmi a questo evento è quello che ho trovato appunto su internet, credo che sia quello definitivo, anche perché ho il sospetto, ma non la certezza, che il parere delle commissioni del Senato e della Camera non siano arrivati, quindi che il Consiglio dei Ministri abbia esercitato quella facoltà di approvare il testo se nei 40 giorni il parere non è arrivato, ma non ho certezza di questo. Sicuramente è arrivato il parere del garante che appunto ha condiviso il contenuto del cosiddetto decreto, utilizzo l'espressione prendendo a prestito dall'avvocato Campesi. È un provvedimento complesso, devo dire che ho fatto fatica a studiarlo, a capirlo, a cercare un po' di trovare un po' una traccia. E ovviamente quando noi ci approcciamo ad un provvedimento nuovo abbiamo di solito due metodologie di approccio. Primo, più aulico, le ricadute sistemiche del provvedimento sulla materia, l'impatto sulla materia. E poi un altro un po' più, diciamo, di basso profilo, di basso livello, a chi serve il provvedimento, perché una corretta interpretazione del provvedimento precisa dall'individuazione dei fruitori diventa un'esercitazione tutto sommato abbastanza inutile. Mi è piaciuta molto la relazione di Corso, si vede che la materia la conosce bene, quindi ha dato un respiro molto ampio, la conosco meno di lui perché appunto è un tema con il quale non ho mai particolarmente fraternizzato. Anche quella di Boscati, non l'ho sentita ma avevo le slide che mi hanno mandato in anteprima e ho molto apprezzato la relazione dell'avvocato Campesi che appunto è andata molto sul concreto, quindi ha dato a suo dire una certa concretezza. Però tutto sommato, al di là dell'apprezzamento dei relatori, forse può essere utile per chiudere la mattinata spendere qualche parola in più sul cosiddetto decreto, sul decreto di cui abbiamo più volte parlato questa mattina. E devo dirvi che innanzitutto ha la struttura abbastanza ricorrente negli ultimi anni del testo unico. Ovviamente non fatevi ingannare, il testo unico è il DPR, però spesso accade che nel raccogliere un materiale normativo in un documento unico ci si aggiunge dall'altro, in questo caso l'altro è l'attuazione della direttiva dell'Unione Europea e qui sostanzialmente nella forma non è un testo unico ma nella sostanza lo è. Del resto qualche cosa in questa direzione l'ha detto anche la collega Campesi. E ha delle caratteristiche. Quali sono gli elementi caratterizzanti di questo provvedimento? Innanzitutto un ampliamento del campo oggettivo di applicazione, non riguarda solo la violazione degli atti dell'Unione Europea, riguarda anche la violazione appunto della legislazione nostrana. Secondo, un ampliamento del campo soggettivo, sul quale adesso tornerò per dirvi qualche ulteriore mia riflessione, e poi un ampliamento anche delle condizioni in presenza delle quali è obbligatoria una implementazione di un sistema che in qualche modo disciplini, governi il fenomeno della segnalazione. Vedete che io utilizzo l'espressione italiana, non oso utilizzare quella inglese, che ho cercato di memorizzare, ma non mi riesce difficile pronunciare, quindi per me è la segnalazione. E allora, l'ambito di applicazione oggettivo, e qui ci sono, ecco quel discorso dell'impatto che il provvedimento ha sul contesto, delle cose abbastanza interessanti dal mio punto di vista. Innanzitutto la nozione di contesto lavorativo. In questo periodo ci stiamo confrontando con tempo e luogo di lavoro, destrutturazione del tempo e del luogo, e qui vediamo che invece dell'espressione luogo il legislatore utilizza questa espressione di contesto lavorativo, che sicuramente è una nozione più ampia di luogo di lavoro. È una nozione più ampia
che è quella che poi consente di ricomprendere come un contenitore tutte quelle situazioni che poi portano all'eventuale segnalazione da parte non solo del lavoratore ma anche di altri soggetti, sui quali adesso tornerò. Quindi sostanzialmente un ampliamento del campo di applicazione sul piano oggettivo, e Corso faceva bene prima evidenziare, fuoriesce dalle tutele previste per il segnalante tutto ciò che attiene alla sfera personale del segnalante, ma anche, voglio precisarlo, ai rapporti che il segnalante ha col soggetto gerarchicamente sovraordinato. Questo è importante dirlo. Perché ve lo dico? Perché, qua torno un po' il discorso culturale, il lavoratore che segnali degli illeciti o per violazione della normativa di rango udionale o per violazione della normativa interna, senza avere un interesse personale diretto a quella segnalazione, io ancora non l'ho incontrato. Quando il lavoratore parla, io penso sempre agli interrogatori che fa l'ispettorato territoriale del lavoro, il lavoratore parla sempre pro domo sua, è difficile che parli a favore del collega, dell'amico, dell'azienda, dell'impresa, quindi è un fatto, se vogliamo, di carattere culturale. Poi si innesta un problema di carattere processuale, ma non lo tocco in questa sede, di validità di quelle dichiarazioni, perché sostanzialmente poi si tratta di una situazione a metà strada tra l'incapacità a testimoniare con la scarsa attendibilità, ma metto questo problema da parte. Quindi fuoriesce dal campo di applicazione del decreto tutto ciò che riguarda la sfera verso i rapporti personali del segnalante, ma anche i rapporti che ha nei confronti dei sovraordinati gerarchici. Se qualcuno adesso mi chiedesse ma qual è la linea di confine tra ciò che riguarda l'interesse personale del lavoratore e quello che è l'interesse pubblico della pubblica amministrazione, collettivo nell'impresa privata, direi al momento non dobbiamo individuare questa linea di demarcazione. Ora, detto questo, è chiaro che potrebbe verificarsi, e questo è un aspetto sul quale dovevo riflettere, il concorso di interesse. Quindi non è tanto poi solo il problema dell'interesse personale o no, è l'ipotesi in cui potrebbe concorrere l'interesse personale del lavoratore con quello appunto della pubblica amministrazione, ovvero della impresa. Poi una nozione che leggiamo nel decreto sul quale dovremo ragionare è quello del significato di informazioni sulle violazioni. Mi sono segnato questa espressione: informazioni compresi i fondati sospetti su violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti potrebbero essere commessi. Adesso vi sfido a dare un contenuto preciso, univoco a questi due concetti, quello di fondati sospetti o di violazioni che sulla base di elementi concreti che potrebbero essere commessi. Qui ci sono evidentemente dei concetti, delle nozioni che il decreto enuncia, sui quali occorrerà riflettere in attesa poi che pietosa arrivi la mano da parte della Cassazione che pontifichi dicendo per me questa è l'opinione. E in più occorre che il soggetto intrattenga il segnalante con l'organizzazione un rapporto giuridico. Ecco, qui diciamo che, poiché è un discorso sul quale ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, la disciplina sulla segnalazione prescinde dalla qualificazione della fattispecie. Non interessa al legislatore del decretone se si tratta di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Qualunque relazione giuridica possa legare il segnalante all'organizzazione giustifica è la segnalazione e la tutela che poi il decreto appresta in favore di quel soggetto. Questo ve lo dico perché se andiamo a mettere in parallelo questa disciplina con altre recenti, sto pensando ovviamente al decreto sulla trasparenza, lì c'è stato fatto, il legislatore ha fatto un distinguo, mettendo da un lato il lavoro subordinato e parasubordinato, dall'altro lato il lavoro autonomo puro, escludendolo. Qui anche il lavoro autonomo entra dentro di diritto senza alcuna limitazione. Quindi è un discorso in cui il campo di applicazione riguarda tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche i dipendenti dall'appaltatore, del subappaltatore, del fornitore di opere e servizi, può effettuare la segnalazione e ricadere quindi nel campo di applicazione del decreto. E
Da questo punto di vista, vi dicevo, una nozione sulla quale dovremmo riflettere, ma non è questa la sede, è quella di contesto lavorativo, ma metto da parte questo discorso. L'ampliamento soggettivo non è soltanto il segnalante ad essere tutelato, ma è anche il cosiddetto facilitatore, cioè quello che in qualche modo assiste il soggetto che segnala, i terzi collegati al segnalante, colleghi o parenti, e poi i soggetti giuridici con i quali il segnalante abbia una relazione di fatto di diritto proprietario, oppure perché componente del consiglio di amministrazione, componente del collegio sindacale e via discorrendo. Quindi una estensione della tutela che va oltre il segnalante per garantire quei soggetti che a vario titolo e per vario motivo sono collegati al segnalante. Allora, il discorso che faceva prima la collega Campese di questo distinguo tra il settore pubblico e il settore privato. Sono due settori ben diversi perché diversi sono gli interessi sottesi a questo fenomeno. L'interesse pubblico nel caso della pubblica amministrazione, l'interesse dell'impresa nei limiti in cui la collega ce li ha spiegato per quanto riguarda l'impresa privata. E quindi evidentemente l'atteggiarsi del decreto cambia a seconda che il destinatario sia il dipendente pubblico o il dipendente di una impresa privata. Sull'ambito di applicazione direi che non aggiungere altro, non dico una parola sui canali di segnalazione per due motivi. Uno di tempo, perché è una parte abbastanza corposa del decreto. Se il testo approvato è quello che ho letto io, ma credo anche i colleghi, occupa gli articoli da 4 a 11, quindi quasi metà del decreto è destinato ai canali di segnalazione. Però indubbiamente è una parte importante, è una disciplina a cerchi concentrici, segnalazione interna, segnalazione esterna, segnalazione attraverso canali di segnalazione esterna, che appunto sono però consentiti nella misura in cui non è possibile utilizzare gli altri canali. L'obbligo di riservatezza, e questo secondo me è un po' il nucleo importante del decreto, cioè tutelare il segnalante per evitare che la divulgazione dei dati che lo riguardano, di informazioni che lo riguardano, possono alla fine pregiudicarli. Diciamo solo, l'effettività del decreto dipende su questo aspetto. Se non si garantisce la riservatezza al segnalante, mai poi mai il soggetto si esporrà, salvo che non abbia un interesse personale, di cui abbiamo parlato prima, a effettuare la segnalazione. E direi che sull'obbligo di riservatezza c'è una norma importante, che è l'articolo 12, che peraltro riguarda sia l'identità del segnalante sia l'utilizzazione delle segnalazioni, che l'articolo 12 proibisce oltre quanto è necessario appunto utilizzare per poter realizzare l'obiettivo previsto dal decreto. La norma esclude l'accesso ex legge 241 del 90. Questo è un tema a noi, tra virgolette, caro, perché di questo tema ci occupiamo quando, difendendo l'impresa, vogliamo mettere le mani sulle dichiarazioni che ha reso il lavoratore o più lavoratori all'ispettore del lavoro, perché poi diciamo che vogliamo attingere a quelle notizie perché dobbiamo prestare un migliore linea di difesa, in realtà lo facciamo perché vogliamo scuoiare vivo il lavoratore che ha dichiarato all'ispettore cose che avrebbe fatto meglio a non spifferare. E quindi abbiamo trovato il nucleo. Il Sa ha detto, mettete in pace alle dichiarazioni rese dal lavoratore quando l'indagine ispettiva è in corso e non si approva eventualmente nell'aula giudiziaria, l'impresa e gli avvocati che difendono l'impresa non possono mettere le mani. Qui il legislatore è stato chiaro, non si applica, non è consentito l'accesso ai sensi della legge 241 del 90, è appunto una previsione espressa dall'articolo 12, il comma 8 dell'articolo 12. Allora, parlava la collega Campese
di oneri a carico dell'impresa. E qui c'è un problema collegato alla conservazione dei documenti, no? Siamo ancora sotto shock per la previsione contenuta nel decreto trasparenza, dobbiamo conservare i dati, le informazioni fornite al lavoratore per 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ci sono appena ripresi e ci battiamo in questa norma. La norma dice che bisogna conservare la documentazione non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione. Quindi evidentemente il carico di oneri anche di conservazione documentale a carico del datore di lavoro evidentemente si va abbastanza ampliando. E veniamo alle misure di protezione. Questa è la parte, se vogliamo, sulla quale noi lavoristi andiamo più d'accordo, perché è la parte più squisitamente lavoristica. È una parte anche questa abbastanza complessa, copre sostanzialmente la seconda parte del decretone, o del decreto che si voglia, dagli articoli da 16 a 22. Allora, che cosa possiamo dire di questa nuova disciplina? Ovviamente si tratta di una prima riflessione che faccio con voi questa mattina, vi chiederà un maggiore approfondimento. E quindi diciamo che la disciplina di tutela, non è un caso che il capo 3 si chiama misure di protezione, quindi è il nucleo della tutela che il decreto appressa per il soggetto che effettua la segnalazione, e diciamo che prevede innanzitutto una tutela che riguarda non solo il lavoratore a tempo determinato e indeterminato, ma addirittura riguarda il soggetto prima dell'assunzione, se è venuto a conoscenza di una relazione durante la fase preassunzionale, riguarda il lavoratore in prova quando il rapporto potrebbe per ipotesi cessare per mancato superamento del lavoro, e riguarda anche il lavoratore quando il suo rapporto è cessato. Quindi non è una tutela ancorata esclusivamente alla vigenza, alla perduranza del rapporto di lavoro, ma riguarda sia il prima che eventualmente il dopo. E quali sono gli strumenti di tutela? Innanzitutto il divieto di ritorsione. Qui, se vi andate a leggere l'articolato in materia, l'articolo 17, trovate l'elenco delle possibili ritorsioni che un datore di lavoro privato, ma anche pubblico, può adottare nei confronti del dipendente perché ha spifferato, perché ha fatto la droga. E c'è di tutto: licenziamento o misure equivalenti. Misure equivalenti significa, ad esempio, il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato, riguarda il mancato rinnovo di una collaborazione coordinata e continuativa, quindi è stato previgente il legislatore a dire non solo il licenziamento, ma anche misure che hanno poi sostanzialmente lo stesso tipo di ricaduta. Poi ci sono delle ipotesi di ritorsione che già sono vietate nel nostro ordinamento. Leggo la retrocessione di grado o la mancata promozione. La retrocessione di grado nell'impiego pubblico contrattualizzato non esiste, è vietata già dai tempi dello Statuto dei lavoratori. Opera nel settore delle forze di polizia, delle forze armate, non certo nel pubblico contrattualizzato. E poi c'è di tutto. Diciamo che, ecco, a me questa norma, diciamo, mi ha colpito perché c'è una puntuale rassegna di tutte le possibili misure di ritorsione. Leggendo l'elenco sono passati in mente le cause che ho fatto io, dove si è detto questa è una misura ritorsiva. C'è anche la mancata partecipazione a attività formative, giusto per dire quello. Quindi nell'articolo 17 c'è l'elenco delle possibili ritorsioni. Perché è importante? Perché la tipizzazione delle ritorsioni consente poi a livello di sponda processuale di poter invocare le tutele previste dal decreto, a cui richiamando quella specifica forma di ritorsione che il legislatore ha tipizzato. A fronte delle misure, delle ipotesi di comportamenti ritorsivi, ci sono le misure di protezione, e questo per quanto prevede il successivo articolo 18. E devo dirvi che mi ha colpito dove nella protezione vengono richiamati gli ETS.
gli enti del terzo settore. Si prevede che presso l'ANAC venga istituito un elenco degli enti del terzo settore che possono fornire misure di sostegno al soggetto che sia colpito da un'eventuale ritorsione. Ho dato una scorsa via del terzo settore, l'elenco è completo, manca una categoria, quelli degli avvocati, perché in realtà gli avvocati del lavoro sono diventati più psicologi e psicoterapeuti che non giuristi, per cui il cliente oggetto destinatario di misure ritorsive da parte della pubblica amministrazione, segnalandolo che sia, è portato a fare un'attività di sostegno psicologico o terapeutico a soggetti sclerati che non l'esercito del suo ministero. Quando si dice non vogliamo più di studio questi clienti perché sono dei rompiscati, perfetto, non c'è problema. Il 90% della cliente lo mandiamo a casa e ovviamente ha preso la cliente che lo mandano gli avvocati che li assistono. Ma diciamo questo non lo dico giusto per fare la battuta, ma il problema esiste. La protezione del soggetto che sia mobilitato, che sia perseguitato, in questo caso la persecuzione è quella che si collega appunto all'eventuale gola profonda che il soggetto può aver fatto. L'articolo 19 prevede alcune misure per la protezione contro le ritorsioni e ovviamente entrano in ballo due soggetti diversi a seconda che si tratti di impiego pubblico o di impiego privato. Nell'impiego pubblico il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nell'impiego privato ovviamente l'ispettorato territoriale del lavoro. La sanzione per tutte le iniziative poste in essere a livello ritorsivo nei confronti dei segnalanti ovviamente è quella della nullità. È una previsione che il legislatore ha fatto in maniera esplicita, potevamo parlare a meno che trattandosi di comportamenti illeciti scatta quando la sanzione della nullità di stampo civilistico. E poi ci sono anche ovviamente le sanzioni amministrative. Allora segnalo due norme di valenza squisitamente lavoristica. Una l'ho capita, l'altra no. Quella che ho capito è una modifica dell'articolo 4 della legge 604/66, cioè la norma che prevede le ipotesi di nullità del licenziamento. Il legislatore decretore ha riscritto l'articolo 4 inserendo anche tra i motivi che determinano la nullità del licenziamento la segnalazione conseguente all'esercizio di un diritto ovvero la segnalazione o verifica o divulgazione pubblica effettuata ai sensi del decreto legislativo, manca il numero ovviamente. Quindi quando il licenziamento è collegato alla segnalazione, il licenziamento è nullo e quindi il legislatore ha voluto modificare l'articolo 4 della 604 inserendo questo motivo. La norma che non ho capito, che mi sembra un po' quasi inutile, ma devo rifletterci ancora, è l'articolo 22, rinunce e transazioni. Le rinunce e le transazioni integrali o parziali che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal presente decreto non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi dell'articolo 2103 quarto comma del codice civile. Allora il meccanismo è quello collaudato del 2103. Non capisco di quali rinunce e transazioni parla il decreto, cioè dove sta indicato l'oggetto della rinuncia da parte del lavoratore. Ma ripeto, ho necessità di riflettere ulteriormente. Ora, come concludere? Diciamo che è un provvedimento impegnativo. È un provvedimento impegnativo perché si confronta o si scontra con un discorso culturale, no? Quando qualche decennio fa abbiamo parlato dei contratti di solidarietà, sia quelli difensivi sia quelli espansivi, si è detto beh, sono due strumenti di civiltà giuridica, richiedono la solidarietà da parte dei lavoratori nei confronti degli altri lavoratori, nel senso che invece di tenere uno a lavorare a tempo pieno e mandare l'altro a casa, tutti e due lavorano a orario ridotto. Bene, fin quando il legislatore non ha previsto degli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzassero la solidarietà tra lavoratori non ha mai funzionato. Su questo lo posso garantire, sia in senso difensivo, ma ne parliamo in senso espansivo. Poi l'ordinamento ha preso atto che non funzionava e il contratto di solidarietà espansivo lo ha eliminato. Perché faccio questa premessa, non per portare il discorso su un altro caso? Perché
certi strumenti come quelli di cui ci stiamo occupando adesso richiedono una particolare sensibilità, ma soprattutto devono superare, oltre a un gap di carattere culturale, la certezza che il soggetto che abbia deciso di parlare, di segnalare, abbia l'idonea protezione, sia nel campo della pubblica amministrazione, sia nel campo dell'impiego privato. Se dovessi dirvi quello che accade quando qualcuno spiffera e nelle pubbliche amministrazioni e nell'impiego privato, vi direi che questa protezione oggettivamente non c'è, anzi, diciamo, passa uguale. Quindi è evidente che questo provvedimento mette da parte l'approccio aziendalista che ha avuto giustamente la collega Campesi, ma spostandosi sull'altro versante, è un provvedimento che potrà attecchire, potrà lignare soltanto se viene fatta non formazione, perché sarebbe un'espressione di blocco, ma educazione dalla classe lavoratrice italiana, oltre che soprattutto dalla dirigenza pubblica, verso l'utilizzo di questo fenomeno. Se manca o mancherà questo tipo di approccio, questo provvedimento molto bello, molto complesso, ci siamo divertiti a parlare, credo che avrà una scarsa ricaduta. Ringrazio moltissimo il professor Garofalo per questo complesso e compiuto ragionamento su un testo che forse sarà un po' diverso da come ce lo siamo immaginati, ma ce lo siamo immaginati a dicembre, quando è stata recepita la direttiva ed è stato emanato lo schema di decreto. Chi pensava che arrivati a marzo ci dicessero aspettate ancora mesi? Ma d'altra parte dobbiamo abituarci all'idea che i provvedimenti sono lunghi, dilatati nel tempo, perché forse non se ne sente veramente la necessità, è l'adempimento dell'obbligo comunitario e poco più. E allora ringrazio tutte e tutti, ci impegniamo costantemente in questa attività di formazione nelle aule e sul portale di Equal, al quale di nuovo mi permetto di fare gli auguri. Grazie.